a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Questa domenica di votazioni, tutte le urne oggi per votare per il Parlamento europeo, per la composizione del Parlamento europeo. E quindi cominciamo subito con la rassegna stampa. Ricordo che intorno alle 10 apriremo le linee per i vostri pareri, ma non dovete dare indicazione di voto della serie io sono andato a votare, ho votato questo, o io non sono ancora andato a votare e non vedo l'ora di votare quell'altro, oppure io non andrò a votare. Anche questa è un'indicazione di voto. Pertanto confidiamo sulla maturità degli ascoltatori per evitare di fare dei pasticci. E cominciamo subito con la Padania, che titola Cambiamo l'Europa, con il logo di riferimento del giornale La Padania. Oggi e solo oggi si vota dalle 7 alle 23, quindi ricordo che non c'è la giornata di lunedì come di solito avviene per le altre elezioni. Per eleggere il Parlamento europeo pubblichiamo l'elenco dei candidati della Lega in tutte le circoscrizioni e un vademecum sulle modalità per esprimere correttamente le preferenze. Alle urne anche in Piemonte, dove si rinnova il Consiglio regionale, e inoltre 4.000 comuni per scegliere il sindaco. E poi c'è una foto di Salvini, Matteo al seggio a testa alta con il sorriso, saremo noi la vera sorpresa, è l'articolo in prima pagina di Aurora Lussana. E poi ancora Matteo Salvini con il nostro programma, scusate, ci piazzeremo dietro ai tre grandi, occupati invece ad insultarsi. E ai disabili 12 euro al giorno, ai clandestini 47 più vitto e alloggio. Questo è il peggiore dei razzismi. Diretta su Facebook, il segretario Matteo Salvini si piazza prima di tutto in Europa. Ieri un'ora di dialogo dal vivo sul più popolare dei social network, e c'è anche la foto con Marine Le Pen. E poi abbiamo in quarta pagina tutti i candidati della Lega nelle 5 circoscrizioni per chi vuole votare ovviamente, e questo vale per tutti i partiti e dalle preferenze. Io ricordo che bisogna mettere almeno, chi vuole votare 3 preferenze deve votare 2 preferenze, sia 2 preferenze di un genere e almeno un altro dell'altro genere. Pena annullamento della seconda preferenza o della terza preferenza. Insomma, è meglio metterne chi vuole 2 di un genere o un altro, oppure insomma 2 dello stesso genere. Che campagna bestiale tra il gufo, il caimano e l'ebetino, si salva solo Dudu, con le foto di Beppe Grillo, di Silvio Berlusconi e di Matteo Renzi. E poi c'è Dudu, insomma io adoro i cani, per cui va bene Dudu anche per me, nel senso che va bene che ci sia la foto di Dudu. Sono state 3 settimane di gaffe e colpi bassi, ma ora c'è un problema. Chi spiega a Scalfarotto che nel 1978 è stato vittima di una maxi truffa sui ghiaccioli? Ricordo che Scalfarotto disse in diretta che il ghiacciolo costava 1.000 lire quando in realtà ne costava 50. Scalfarotto, mi dispiace, si è fatto truffare. Sono molto vicino a Scalfarotto mentalmente, perché è stato poverino, è stato truffato. E poi a pagina 6 si vota solo oggi per l'Europa, il Piemonte 4.000 comuni, urne aperte dalle 7 alle 23, subito dopo via allo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo. Ricordate di recarvi i seggi con un documento di identità in corso di validità e con la tessera elettorale. Articolo di AA, che non è Andrea Ancona, neanche Adriano Ancona, non so francamente chi sia. E poi andiamo avanti. Front National verso la vittoria in Francia. Non siamo contro gli immigrati, ma contro chi li spinge a venire qui. Per le elezioni regionali, i comuni, lo spoglio inizierà alle 14 domani. Attenzione, se si indica il massimo delle preferenze consentite, devono riguardare candidati di sesso diverso.
quello che ho detto prima, magari pasticciando, ma credo che ne avremo modo sicuramente di parlarne, e se ne è già parlato abbastanza, per cui per le preferenze ci siamo capiti, insomma. Trionfo inglese, e Farage ora apre a Le Pen e la Lega. Storico risultato del UKIP alle amministrative, l'esito attendersi il bis per il voto europeo. Il primato degli euroscettici mette in difficoltà il governo Cameron e rende possibile un maxi gruppo di opposizione a Bruxelles. Poi Olanda, la verità oltre gli exit poll, Wilder secondo, ombre sul voto. E poi a pagina 9, contro il Fiscal Compact, si riparta dal rispetto della dignità dei popoli, e una pagina di Francesca Morandi, Giorgetti, il perché di un voto contrario. Il voto contrario, dice Giancarlo Giorgetti, al Fiscal Compact, ovviamente. Aziende strozzate, ritardi dei crediti costano posti di lavoro. La CGA conferma una tendenza allarmante. Italia maglia nera per i tempi di risoluzione dei debiti. I cattivi pagatori pubblici come privati costringono un'impresa su 5 a licenziare. Questa è la drammatica situazione delle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. Oltre mezzo milione di lavoratori restano in cassa integrazione. E poi una foto di Zaia che dice Roma cialtrona, ovviamente il governo centrale, non certo la città. Zaia, dice il governo ostacola l'economia veneta. L'esecutivo ha impugnato alcuni articoli della finanziaria regionale, l'ira del governatore, ci opporremmo con tutte le nostre forze. E poi c'è, ecco l'altro Renzi, marketing, furbizia e poca serietà. Nella grande illusione il giornalista Fabrizio Boschi fa il controcanto agli agiografi di Matteo, vedrete, è uno che lascia l'amaro in bocca. La presentazione del libro il 3 giugno alle 18:30 all'Art Gallery di Milano. E poi la Tasi colpisce i più poveri e l'Italia non cambia verso. Poi c'è tutta la partita sull'Ucraina, il voto dimezzato delle regioni filorusse verso il boicottaggio. In testa nei sondaggi il magnate fuori dai giochi Yuli Timoshenko. Putin promette il rispetto per i risultati anche se denuncia il golpe filo occidentale. Ecco, io credo che per la Padania può bastare, e andiamo al Corriere, il Corriere che apre con l'attacco antisemita a Bruxelles, 3 morti, un ferito grave, interrogato un sospetto, il premier belga dice siamo sconvolti, un uomo scende dall'auto e spara nel museo ebraico. Con le parole del Papa importanti, la pace non si vende, la pace non si compra né si vende, l'appello di Papa Francesco lungo la riva del Giordano, dove sorgeva la Betania del Vangelo di Giovanni, il luogo del battesimo di Gesù, dice Francesco, cessino le violenze, si torni a negoziare per la Siria e la Palestina. E poi per le elezioni, oggi alle urne aperte alle 7 alle 23, nella notte scrutinio e risultati. Si vota una sfida per l'Europa, il rischio di un'alta astensione. Ecco, ogni volta c'è questo discorso dell'astensione, come dire, sul quale ovviamente sono d'accordo, bisogna andare a votare, però ogni volta sembra lo spauracchio, ma ogni volta comunque l'affluenza almeno in Italia è sopra il 70%, 75%, quindi non è che... E poi purtroppo l'attentato a Bruxelles, raffica di spari, corpi a terra, la strage vicino alla sinagoga, un'azione da comando a 2 passi dalla Grande Place, fermato un sospetto, Netanyahu dice atto contro Israele. E poi ancora, Alter, noi ebrei siamo più vulnerabili, adesso unire le forze contro gli estremisti. È una pagina dolorosa che nel 2014 ancora ci debba essere questo tipo di
come questi attentati, una cosa da parte di chiunque ovviamente, è una cosa molto ma molto dolorosa. Poi c'è Papa Francesco che dice la pace non si compra né si vende, l'appello cessino le violenze e si torni al negoziato, abbiamo detto, fra Siria e la Palestina. Non è colpa mia se ripeto i titoli, ma io leggo quel che c'è sul giornale, che ha ripetuto papale papale quello che c'era scritto in prima pagina. Al re Abdallah Rania elogi per l'accoglienza generosa del paese ai rifugiati palestinesi, iracheni e siriani. Il benvenuto Papa Francesco al suo arrivo ad Amman, accolto dal re di Giordania Abdallah e dalla regina Rania. Vediamo ancora, votate un tedesco, la gaffe di Schulz spiazza la Germania, e in Germania normalmente votano i tedeschi, non votano gli inglesi, un inglese o un italiano. Probabilmente Schulz è un po' stanco in questo periodo. Il candidato SPD, solo scegliendo me possiamo ottenere la presidenza dell'Unione Europea. Meno Europa per salvarlo, la ricerca di noi inglesi per battere gli estremisti. Altro punto di vista, ovviamente, alle 7 si aprono i seggi, la mina dell'astensione su europee, voto locale. E poi ci sono c'è l'elenco dei paesi ovviamente dove si vota. Alle urne solo oggi, chiusura alle 23 per lo spoglio, il no delle preferenze di genere sulle schede Unione Europee. E poi appunto sempre sul Corriere, pagina 9, come si vota, appunto il discorso che si faceva prima delle preferenze, la croce sul simbolo e poi eventualmente se uno vota mette una, due o tre preferenze, con due preferenze dello stesso genere. Renzi lancia per i voti al PD e agli alleati, l'obiettivo è legittimare il governo, quindi secondo Renzi questo voto europeo ha delle ricadute anche in Italia, o può avere delle ricadute anche in Italia, quindi se non vince la sua parte politica, Renzi, da quello che ovviamente c'è scritto, non è un mio parere, ma si capisce, no? E se vuole legittimare il governo con i voti, aumentando i voti, vuol dire che se invece i voti non li aumenta o vince qualcun altro, il governo è illegittimo e quindi ne dovrà prendere atto, come noi prendiamo atto delle sue parole. Grillo, il ritiro in Toscana prima del verdetto, l'entusiasmo prudente dei 5 Stelle. Berlusconi, mi pesa non poter votare, poi il bagno di folla in strada. Come sapete Berlusconi è stato interdetto dai pubblici uffici, quindi non può neanche andare a votare. Matteo Renzi si cela oltre il 30% per blindarsi e tenere a bada la minoranza PD, quindi una conferma ancora delle ricadute che avrà potrà avere il voto europeo sulla situazione italiana. Poi Silvio Berlusconi, la prima campagna in difesa, il vero scopo è evitare la catastrofe. Ecco, elenco un po' tutti i pareri, come del resto c'è scritto sul giornale, così per par condicio tutti sono citati e nessuno si può lamentare. Comunque in ogni caso io leggo il giornale e non scelgo. Poi c'è Giorgia Meloni, basta avvicinarsi al quorum per diventare una forza decisiva. Qui un commentino però ci sta, perché basta avvicinarsi al quorum, può voler dire che non si è sicuro di arrivarci. Poi ancora Angelino Alfano, la soglia decide la vita o la morte, sopra il 4% parte la rifondazione. E poi Nichi Vendola, una redenzione per non sparire, l'ultimo bivio della sinistra radicale. Poi ancora Beppe Grillo, se la vince se supera quota 2013, poi dovrà reggere le aspettative. Poi c'è Matteo Salvini, più dei voti conta un altro obiettivo, farsi passare ancora come nuovi, ovviamente dice per certuni, non certo per la Lega, che non ha mai cambiato né simbolo né il nome, insomma, non si è mai riciclata cercando di camuffarsi. La prova difficile di Stefania Giannini, invece, la prova difficile dei centristi in un confronto poco moderato. E poi c'è dal presidente UE fino al mutuo, che cosa è in gioco dentro l'urna, ci sono le foto di Jean-Claude Juncker, Martin Schulz, Alexis Tsipras,
e poi altri leader che io francamente non conosco, stranieri che non conosco. E vediamo ancora cosa ci propone il Corriere. Carige, la banca, ora si indaga sul falso in bilancio, la banca e l'ABI accelerano i tempi per l'uscita di Berneschi che è ai domiciliari. Il mediatore i soldi arrivati a Lugano, non sapevo la provenienza, la procura valuta i danni alla società. Insomma, io non capisco, qualcuno paga l'affitto a suo insaputo, qualcuno paga il mutuo a suo insaputo, a qualcuno mettono i soldi sul conto a sua insaputa, a mia insaputa non succede mai niente. Bah, come strana la vita. Firmata l'estradizione, dell'Utri torna in settimana, l'ultimo atto del presidente libanese. E poi vediamo se c'è qualcosa di interessante, non di cronaca, diciamo così, di cronaca politica, perché è quello che ci interessa di più oggi per capire un po' come andremo a finire. E passiamo a Repubblica. Sangue sulle elezioni, strage a Bruxelles nel museo ebraico, attentato antisemita, 3 morti e un ferito grave. Europeo, urne aperte dalle 7 alle 23 per 49 milioni. Allarme astensionismo ai seggi in 2 regioni e 27 città. E poi ancora un killer freddo voleva il massacro, ovviamente l'articolo si riferisce alla strage di Bruxelles, quell'odio infinito che pesa sul Papa. E poi la sfida del Premier, questo, torniamo in Italia, mi gioco le riforme, il Premier è ovviamente Matteo Renzi. Crescita, ecco il piano Draghi, scatterà il 5 giugno, tassi sotto lo zero e 50 miliardi, 500 miliardi alle banche. Questo è da approfondire perché nel titolo non si capisce niente. Sangue sul voto europeo, attacco a Bruxelles contro il museo ebraico, 3 morti, un ferito, fermato un sospetto, è entrato con 2 zainetti e ha fatto fuoco, il premier di Rupo, siamo sconvolti. Scusate, poi la sparatoria, Manuel Barroso dice a sparatoria al museo ebraico, mi ha scioccato e rattristato, la mia solidarietà ai parenti delle vittime. Giorgio Napolitano, antisemitismo sempre in agguato, torna a manifestarsi nei momenti di maggior confusione e tensione. E poi anche Matteo Renzi dice la sua, inaccettabile barbarie nel cuore dell'Europa in un momento delicato per il progetto comune. Siamo stati colpiti al cuore, ora l'Unione Europea reagisca all'antisemitismo, il cacciatore di nazisti, Efrem Zurov, la destra violenta è come un virus. Questi assassini hanno voluto mandare un messaggio chiaro anche al resto del mondo. Troppo spesso la Shoah viene ricordata come una forte voglia di essere assolti dalle responsabilità. Poi c'è il Papa in Terra Santa, rispetto per l'Islam. Bergoglio accolto ieri in Giordania da Re Abdallah e dalla moglie Rania, ha lanciato un appello contro la violenza in Siria e il commercio delle armi. Oggi la messa a Betlemme, poi andrà in Israele. Dialogo fra le fedi per cercare la pace, ecco il messaggio di Francesco. Il cardinale Sandri con il pontefice, questo sogno è il senso del viaggio. Serve una spinta per un'intesa duratura tra Israele e Palestina, potrebbe essere il frutto di questa presenza, però a me sembra strano questo che non c'entra con la politica italiana, però io questa posizione del Papa è però un piccolo commento, ma dei cristiani, dei cattolici ammazzati nel mondo, io non ne parlo il Papa, dobbiamo avere rispetto giusto, forse anche sacrosanto per le altre religioni, ma quando si ammazzano in nome dell'Islam nessuno ne parla. E adesso parla la pubblicità. La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord regala tutti
Renzi alla sfida delle urne. Ho fatto il massimo, se oggi fermiamo Grillo, via spianata alle riforme, dice Matteo Renzi. La nostra Europa non è un nemico, ma un luogo dove i cittadini si sentono a casa. Ora in Europa gente che non ci faccia vergognare, il tempo dei pagliacci è finito. Sulle consultazioni in teoria più propizie a Grillo, più di così non potevo fare. E poi ancora dice sempre, sono le frasi, il Matteo Renzi pensiero, vado a casa, non so, non se lo chiede Grillo, ma solo se non mi lasciano fare le riforme. Questo è il Matteo Grillo pensiero. Poi ci sono i risultati delle ultime politiche che non so se è opportuno dare per non influenzare ovviamente gli ascoltatori, e quindi non li diamo, così almeno ci togliamo dai pasticci. C'è questa legge sul non divulgare che è molto strana, luce e ombre, non si capisce bene, quindi ci limitiamo ovviamente, limitiamo i commenti al minimo e le considerazioni al minimo. Grillo prepara l'assedio in piazza al Quirinale per farli dimettere tutti. Il leader, Grillo dice, per noi sarebbe un trionfo anche due punti sotto il PD. Casaleggio, Napolitano, non ci può più ignorare. E poi c'è l'ex leader del PDS, Achille Occhetto, bene le piazze piene, mancano i pensieri lunghi. Meglio i piccoli, dice sempre Achille Occhetto, già segretario del PC e fondatore del PDS con la svolta della Bolognina. Da Tsipras a Meloni sono stati più piccoli a rifiutare il teatrino del dileggio. Dalle 23 diretta su Repubblica.it, grande maratona elettorale TV e web. Sull'anticorruzione prove di asse tra Dem e Movimento 5 Stelle, Forza Italia fa muro. E poi ancora Berlusconi teme un risultato sciocco. L'ex premier non rispetta il silenzio elettorale, mi pesa non far questa battaglia dopo 20 anni. E a Cesano fa il mister nella partita di calcetto a Cesano Boscone, dove presta la sua opera, i servizi sociali, insomma. Da Francesco a Hitler e Stalin, i leader si affidano a santi e dittatori. Questa è stata la campagna elettorale. Craxi e Spadolini, si litigavano Mazzini e Garibaldi, ma le culture politiche reggevano. Berlinguer fu il centro di una contesa tra il PDS e Rifondazione, ma no, ha preso un bel granchio Filippo Ceccarelli, perché Berlinguer, quando fu fondato il PDS, non c'era più, per cui non si capisce questa roba qua, forse dalla legge d'articolo, ma mi sembra che abbia scritto una roba che storicamente non è corretta, insomma. Europee per 49 milioni, sfide in regioni e comuni, debuttano le preferenze per eleggere più donne. Al voto Piemonte e Abruzzo e 27 città capoluogo. Chi sceglierà tra i nomi in lista deve rispettare la parità. Sicilia, l'esercito dei candidati, molti cercano uno stipendio. Questo è un po', secondo Repubblica, la realtà siciliana. Ma fosse stato scritto questo, scritto su un altro giornale, evidentemente sarebbe gridato al razzismo. I nemici dell'Europa, un voto senza speranze, siamo diventati schiavi della Merkel. Il reportage, questo è quel che dicono in Grecia, in Ucraina. Sloviansk ucciso un reporter italiano, notizia diffusa dalle agenzie ucraine. Era assieme a un collega francese e a un traduttore russo. La Farnesina dice cerchiamo conferme. Speriamo che non ci sia la conferma, che la notizia sia infondata. Tassi sotto quota zero e super prestiti alle banche, Draghi spinge Eurolandia. La manovra BCE contro la deflazione scatterà il 5 giugno. Istituto di credito agevolati se finanziano imprese e famiglia.
e c'è la foto di Mario Draghi che illustra praticamente il giorno del voto, stanno regalando o promettendo, forse è più giusto dire, tutto a tutti. S'allarga l'inchiesta Carige, nel mirino della procura finiscono i prestiti facili, e il Pera si vantava al telefono: quel PM non concluderà niente, se quella la mettono sotto massaggio non so come ragione, e a me non riescono a farmi parlare, dice il Pera, che adesso non so francamente a che si riferisce. Comunque si devono prendere un avvocato di quelli buoni, che me ne frega a me della cassetta d'olio che mi dà, dice sempre il Pera, e sono dei bei messaggi. Poi andiamo a Scaiola, invece, nella rete anche una deputata, le nuove carte dell'indagine sulla latitanza di Mattacena, il mediatore Speziali intercettato al telefono, e una mia amica, il legale dell'ex ministro all'attacco, la lettera di Maroni per la scorta del professore ucciso dalle biere non è mai esistita. E beh, bisogna sempre tirare in ballo chi non c'entra, come Maroni, o magari chi ha fatto il suo dovere, ma così va. Il Viminale ci nascose i testimoni su Biagi, voleva solo autoassolversi. Dell'Utri, dal presidente libanese, ultimo sì all'estradizione, l'ex senatore Marcello Dell'Utri, che è stato condannato in via definitiva a 73 anni e dovrebbe essere estradato dal Libano. Carte false per dar la villa all'amante nei guai alla principessa, indagati Sofia Borghese e Piscicelli, l'uomo che rise sul sistema, documenti contraffatti per evitare lo sfratto all'Argentario. Questo è un altro bello scandaletto, un'altra storia, come ne abbiamo sentite tante. E poi l'intervista: io senatore e gay, così in America sono riuscito a diventare papà. Bologna, parla Sergio Lo Giudice, parlamentare del PD. Dopo essersi sposati 3 anni fa in Norvegia, lui e il suo partner hanno appena avuto un bambino con la tecnica dell'utero in affitto. È stato un percorso ad ostacoli. Vediamo cosa ci propone ancora la Repubblica di interessante, ma niente di che, quindi io direi di passare a questo punto al Giornale. Il Giornale oggi: urne aperte, non votiamo Berlinguer. Grillo e Renzi hanno detto che è il loro modello, noi non rinneghiamo la nostra storia, gli americani avvisano il leader PD, il tuo governo dura poco, il premier corre il rischio di fare la fine di Bersani. E poi le bugie dell'esecutivo: ma che tagli alle tasse, con Matteo Renzi sono cresciuti. Poi c'è Berlusconi che ha amareggiato, per Berlusconi bagno di folla in centro a Milano, risotto e cotoletta amari, non sono libero di votare. E c'è una sentenza, mi pare. Il taglio delle tasse è solo un trucco, infatti aumentano, pagina 2 del Giornale. Le coperture per rendere permanente il bonus da 80 euro non ci sono. La nuova Tasi è dovuta già da quest'anno. L'addio di Befera: che lavoro ingrato. Sono stati anni intensi e impegnativi, dice Befera, durante i quali abbiamo raggiunto risultati importanti, pur fra tante difficoltà dovute sicuramente al lungo periodo di grave crisi economica, eccetera, eccetera. Befera era il presidente dell'Agenzia delle Entrate, Equitalia, insomma, tutti questi belli organismi che hanno rovinato mezzo paese. Il debito della pubblica amministrazione dietro il 20% dei licenziamenti, un'impresa su 5 riduce i dipendenti per colpa degli enti pubblici che non pagano, e questa è una realtà, caro Befera, altro che tuo lavoro ingrato e stupendamente pagato milioni per i tuoi anni di lavoro ingrato. E c'è chi in fabbrica fa dei lavori ingrati a 1.000 euro al mese. Pensaci prima di dire certe cose.
Gli Stati Uniti avvertono Renzi, il tuo governo è a rischio. Un documento della società di intelligence Stratfor contraddice il Premier, le elezioni avranno ripercussioni sugli equilibri nazionali. Sotto esame, le elezioni europee vengono viste come un referendum sul governo in carica, anche se al momento nessuno vuole il voto anticipato. Ecco la guida alle urne, al voto per 44.000 sindaci e 73 nuovi eurodeputati. Ma la TV ha già un vincitore, Vespa batte tutti, porta a porta di nuovo strategico dopo l'intervista a Grillo. E poi ancora Berlusconi, manco a fare la posta in mezzo a due belle fanciulle. Ho fatto tutto ciò che potevo per aprire gli occhi agli italiani, dice Berlusconi, che fa un bilancio della campagna elettorale, ho la coscienza a posto. Poi confessa, non sono un uomo libero, mi pesa non votare. Ovunque vada, il traffico si ferma sempre. E poi infine trascorrerò la giornata sperando e pregando. Berlusconi, pregare fa bene al corpo e alla mente. Prega. Forza Italia teme gli errori dei fan di Silvio, l'ex premier è incandidabile, scrivere il suo nome potrebbe annullare il voto. No, il voto di lista non viene annullato. Ripeto, il voto di lista non viene annullato se c'è un voto di preferenza sbagliato, perché si deve salvaguardare la volontà dell'elettore, questa è la prima regola, e comunque il voto di lista è salvo in ogni caso. Ma io non so perché, io non so a chi appellarmi per le bugie di questa gente qua, di tutti, insomma, perché dire bugie? A cosa serve dire questa bugia qua? Vietato dire Bettino a Renzi, ma se lo fa Grillo non è reato. Una signora si è ritrovata querelata dal Premier per aver scritto lo sfotò sul blog del leader Movimento 5 Stelle, mentre il comico lo ripete da anni sui giornali e le TV del mondo. E qui che non è una cosa politica, perché Bettino poteva essere detto a tutti, eccetera, ma io non capisco, francamente, non capiscono anche gli italiani come una persona può insultare un altro e non essere denunciato, va tutto bene, una persona potente e importante come Beppe Grillo o altri, e invece se un semplice cittadino dà del pirla a un altro viene denunciato. Io ho sentito, ho rivisto su YouTube l'intervista a Renzi, a Grillo fatta porta a porta, l'intervista che poi è stato un comizio, ma comunque, non ha mai detto il cognome Renzi riferendosi al capo del governo, ma l'ha sempre chiamato Bettino, e chissà perché non è stato ripreso, non è stato fermato dal conduttore e neanche denunciato da Matteo Renzi. Può darsi che i poteri forti hanno deciso che va bene così. Il grillino indagato, votatemi poi mi dimetto, il candidato Bertoletti ha tenuto tutto nascosto, ma il movimento lo sapevo. Ecco il buon esempio, lui che ha rovinato decine di cittadini tuonava contro la presenza dei politici inquisiti. Faccia di bronzo Davide Bertoletti, candidato a Cesano Boscone, dove c'è Berlusconi che fa il servizio civile, i servizi sociali. È accusato di associazione a delinquere, è passato dalle file di AN a quelle del PDL e infine approdato tra le schiere dei fan di Beppe Grillo. Io mi ricordavo però che per potersi candidare nelle file di Beppe Grillo non bisogna essere stato iscritto e aver fatto politica da nessuna parte. Si vede che la legge è cambiata per la legge interna al Movimento 5 Stelle. Sulla scorta Biagi, un agonia mediatico, adesso querelo tutti. Il legale di Scajola, l'ex ministro, non c'entra con la revoca. I giornali usano carte segretate, spero che i PM intervengano. E la Procura di Bologna vuole sentire la vedova di Marco Biagi, ovviamente. Il grande flop dei PM di Brescia, scarcerati tutti serenissimi, altro che versione terrorismo e armi da guerra. A poco più di un mese dalla retata che portò in cella 24 secessionisti, l'inchiesta è crollata. Persino il tanco era innocuo. Io direi
e questo si può dire anche oggi, di fare questa fotocopia del giornale e di inviarli a tutti quelli che in questo mese hanno, diciamo una parola un po' forte, poco radiofonica, sputtanati queste 24 persone, il grande flop dei PM di Brescia, scarcerati tutti serenissimi, praticamente il fatto non sussiste, il tanco era innocuo e però andava bene per rovinare la campagna elettorale di qualcuno magari. Qua è un mio sospetto, magari sbaglio, non è mai successo in Italia, bah. E vediamo cosa ci propone ancora il giornale. Blitz antisemita in Belgio e strage al museo ebraico. Uno dei due killer è sceso dall'auto, è entrato nell'edificio, ha sparato. 4 morti, 11 feriti. Poi la fuga. La polizia ha fermato un sospetto. Si trovava a passare il ministro degli esteri, tra i primi a dare l'allarme. Una coincidenza, dice il giornale. Colpita la capitale dell'Unione a poche ore delle elezioni europee, però colpito anche, voglio dire, la sinagoga, insomma, e al museo, scusate, il museo ebraico, quindi è colpito anche dando un segnale forte, non è che è stato colpito un edificio qualsiasi, il museo ebraico, e questo secondo il mio punto di vista personalissimo è un segnale forte che si voleva dare, che qualcuno voleva dare. Rispetto per l'Islam, libertà ai cristiani, storico viaggio in Terra Santa, stadio gremito alla messa di Amman. Il Papa in Giordania per il dialogo religioso difende il diritto dei cattolici a professare la propria fede. Guerra in Siria, il grazie al re per l'accoglienza ai rifugiati in fuga dal conflitto. Il pontefice accompagnato da un rappresentante della Casa Reale di Giordania al suo arrivo all'aeroporto di Amman, e sotto si vede il pontefice con il re Abdullah e la moglie. Dice ancora il Papa dirà messa comunque a Betlemme e poi visiterà un campo profughi, e poi il Papa dice Dio converte i violenti e coloro che hanno progetti di guerra, converta coloro che fabbricano e vendano armi. E poi c'è una siriana, una ragazza siriana, una bambina siriana di 8 anni, prima comunione con Francesco, sogno avverato. Sì, è una cosa molto importante ovviamente per questa bambina qui, insomma, ne siamo felici. Vediamo cosa c'è ancora di interessante. Il Corriere, non è il Corriere, il giornale, nient'altro, la cronaca di Milano. Lady Uber non molla, avanti così. Benedetta Lucini, amministratrice delegata della società, ribatte le accuse e difende anche Uber Pop. E poi la banda del buco ruba 1000 cellulari, ma metà sono guasti. Si vede che non dovranno controllare bene prima. E lasciamo il giornale per prendere in considerazione il giorno. Raid al museo ebraico, 3 morti, incubo antisemita a Bruxelles, sparatore in pieno centro, sangue sulle elezioni europee. Quale Italia vuoi? C'è Renzi, Grillo e Berlusconi in prima pagina con il loro faccione. Oggi il voto, Europa al bivio, chiamata per 49 milioni. È un po' difficoltoso leggere come è fatto il giorno. Quasi 8 milioni nelle urne, Bruxelles e 1000 comuni nelle mani dei Lombardi, a Bergamo, Cremona e Pavia le grandi sfide. La vigilia di Matteo Renzi, Beppe Grillo e Silvio Berlusconi, i 3 sfidanti si giocano tutto. Commissione UE, il voto della svolta, il dopo Barroso inizia sulla scheda. E poi massacro sotto gli occhi del ministro, quei corpi a terra, è stato orribile. Il titolare degli esteri, ovviamente si riferisce sempre alla strage in Belgio, il titolare degli esteri era ai tavoli di un bar, ha chiamato lui i soccorsi.
Matteo Renzi, primo ministro italiano, dice barbarie nel cuore d'Europa è come una ferita aperta. Elio Di Rupo, primo ministro belga, tutti i belgi sono solidali, non conta origine o lingua. Riccardo Pacifici, comunità ebraica di Roma, si devono ascoltare i nostri appelli e alzare la guardia. Poi anche qua si dà notizia del viaggio del Papa in Giordania, stimola l'Islam, oggi la tappa cruciale in Israele. Francesco abbraccia i profughi siriani, si torna al negoziato. E lasciamo il giorno per andare velocemente su Libero prima della pubblicità. Un calcio al rigore, oggi gli italiani sfiduceranno l'Europa succube della Germania e degli euroburocrati. 4 su 10 stanno a casa, gli altri volteranno le spalle a PD e Monti. E Monti? Monti era mica nel governo con Berlusconi, era capo del governo, sosteneva Berlusconi. Vabbè. Non capisco il titolo. La carica degli onorevoli per caso, i candidati di 5 Stelle per l'Unione Europea, esperti di sciamani, analfabeti, maoisti, fancazzisti e hippie, ecco l'esercito di Movimento 5 Stelle. Ovviamente lo dice Libero, né Andrea Ancona né Radio Padania. Fancazzisti, analfabeti, maoisti e hippie sono tutti candidati 5 Stelle, un parere del signore Marco Gorra. Le ragioni degli eurodelusi che diserteranno il seggio all'interno sempre delle pagine di Libero. La scelta è votare oggi PPE o tacere e subire per sempre, perché dopo 12 anni torno a dar fiducia alla Lega, di Gilberto Onetto. Fratelli d'Italia, ridessiamoci contro l'unione delle banche. Bergoglio in Giordania, cristiani e Islam, un papa di lotta. Oggi vincerà il partito del Vaffa al rigore. Grillini, Lega, FDI e comunisti Tsipras sono uno zoccolo duro contro l'austerità tedesca. A loro si aggiunge Forza FI, che sarà Forza Italia ovviamente, che sceglie la protesta interna al PPE per arginare i socialisti. Se a questi si somma il 40% di astenuto per rigetto all'Unione Europea, a difendere la Merkel rimangono solo Renzi e Monti. E poi c'è tutte le liste in gioco col Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, i programmi europei, insomma. Abbiamo sentito parlare di programmi da certi, da altri invece non abbiamo sentito, lo dico personalmente, ma è così, non ho sentito parlare di programmi di Movimento 5 Stelle, ad esempio, no? Degli altri, bene o male, ci hanno tutti detto cosa ne pensano dell'Europa, cosa vogliono fare. Purtroppo c'è chi nasconde il proprio programma sperando di non scontentando nessuno, di accontentare tutti. Purtroppo, o fortunatamente in politica non è così. E adesso andiamo in pubblicità. Da Radio Padania Libera, buona Padania a tutti.
23 44 22. Siamo tornati in diretta e salutiamo Alfredo Lissoni che ha finito di studiare la seconda parte, che sarà molto impegnativa oggi. Anche di votare, grazie, ciao Andrea, un salutone a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, sono anche andato a votare, ho visto tanta gente che andava a votare, complice probabilmente anche la bella giornata a Milano. Ho chiesto a uno dei nostri scrutatori, quindi sono dati di una sola sezione per quanto riguarda il quartiere Affori, 50 su 1000, sono pochi se restano così, se poi invece sono 50 su 1000 in 2 ore può essere un numero buono. Poi bisogna fare il punto dopo mezzogiorno in realtà, anzi dopo l'una, perché chi esce da me, se ho visto sempre dei gruppi di famiglie che andavano a votare, sembra quasi una festa di paese quando si vota. Comunque l'invito è: andate tutti a votare, si vota fino alle 23, sapete che ci sono anche le elezioni in molti comuni, ma per quanto riguarda le europee una scheda grigia su cui mettere una croce, potete esprimere fino a 3 preferenze, se ne mettete 3 però attenzione, perché una deve essere di sesso diverso, pena l'annullamento di quest'ultima preferenza. A te la parola, Andrea. Ecco, e andiamo velocemente avanti per finire appunto di illustrare quanto c'è su Libero. Silvio guarda in alto, prego, ma dice Silvio che prega, prega, fa piacere. Sai che pregare fa bene comunque. Sì, piace a lui, deve pregare tanto in questo periodo. Ma teme la rivolta nel partito, l'ex premier si chiude ad Arcore. Se gli azzurri vanno male, i colonnelli potrebbero rivoltarsi, ma se Forza Italia tenesse sarebbe pronto a rimettere insieme la coalizione. E poi c'è Giovanni Orsina, va bene, non lo conosco, Berlusconi non mollerà mai, dice Orsina. Comunque non mollare, che abbiamo capito. Sì. Comunque vada, il CAV resterà in pista e il Consultellum potrebbe rilanciarlo. Ma questo chi è, scusami? Ma uno della LUIS, quindi sai, sono quegli tuttologi, che di solito sono nientologi, ma comunque, vabbè, per carità. No, posso offendere, poverino, è una battuta, sto scherzando. No, però, tu non puoi chiamare Bettino una persona, no. Però Beppe Grillo lo può chiamare 100 volte, non viene denunciato. Una persona su Facebook, e attenti, lo dico agli ascoltatori, attenti a quel che postate su Facebook, perché fioccano le denunce da un po' di questa parte. Anzi, io personalmente, chi insulta me o il movimento, sicuramente lo denuncio. Questo non ci sono storie. Però se qualcuno che ha chiamato Bettino un altro in televisione per un paio d'ore, non è successo niente. Non sono misteri. Ma sai, quello c'è dietro un 20 e più per cento, quasi un 25% di incazzati. Quindi, pensavo. Allora, l'esordio del nuovo centrodestra sopra il 6%, Alfano può gioire. Il sogno sarebbe raggiungere l'8%, ma l'obiettivo minimo è superare la soglia di sbarramento del 4%. Vabbè, non si capisce neanche questo ragionamento. Sopra il 6 uno può gioire, il sogno sarebbe l'8, ma va bene anche il 4%. Quindi va bene anche il 4, contento in ogni caso. Il discorso è, siccome non ci caga nessuno, quello che pigliamo, capito? Vabbè. No, ma perché sai, sono i titoli e i sottotitoli che sono fatti come tu ben sai, almeno tu mi dai capire d'attore, giusto? Sì. E poi vedi l'articolo che magari dice l'esatto contrario. Esatto, vabbè. Con Fratelli d'Italia è risorta la destra, c'è la foto della Meloni che in un comizio. La Meloni restituisce dignità agli elettori traditi da Fini, è un voto per non cedere ai poteri forti. E si dice da una certa parte. Poi c'è la foto di Matteo Salvini con la maglietta no euro, perché dopo 10 anni risalgo sul carroccio, c'è la Lega ci allontanerà dall'Europa, ma ci avvicinerà di più alla democrazia svizzera. E l'articolo di Gilberto Neto, ovviamente queste sono parole di Gilberto Neto e non di Matteo Salvini, ma vedi come un Neto che risale sul carro, esatto, è ingannevole, no? Sì, perché uno dice Salvini perché dove era prima, invece no, è chiaro, è molto, non, guarda, i titoli sono, perché tante volte succede che si parla con qualcuno, dice ho letto sul giornale e dice il titolo e poi uno va a vedere il contenuto e non è così. E questo è da capire tante volte, non fermatevi mai ai titoli. Secondo me lo fanno apposta. Sì. Se dopo l'elezione a stangata fiscale, in arrivo alla decisione dei sindaci sulle aliquote Tasi e la riforma del catasto, e se Equitalia confluisce nell'agenzia delle entrate, puntini,
io dico che siamo rirovinati e si arricchiscono sempre i presidenti di Equitalia e Agenzia delle Entrate che hanno 12, 14, 15 incarichi, i Massa Pasqua di recente memoria. Il paradosso del PD: se Renzi se la vince, nel 2015 si torna al voto. Se il segretario dovesse superare il 33% di Veltroni, potrebbe passare all'incasso già a marzo, per non farsi logorare da Grillo, ma se va male diventerà ossaggio di NCD e della sua minoranza. E poi c'è tutta una pagina con di spalle Beppe Grillo e Gianalberto Casaleggio. Di questi non ci liberiamo. Gian Roberto, vabbè, Casaleggio, dai. Casaleggio. Gian Roberto, sì. Allora, ovviamente questo è quel che leggiamo sul giornale, non è la nostra opinione. Petulanti, immancabili, creatori di tensione, comunque vada il voto di oggi, Casaleggio e i suoi non si leveranno di torno, perché sono il sintomo di una società malata e arrabbiata che può arrivare a livelli ben peggiori. E poi lettera a Beppe sul comunismo, taccia e apra i libri di storia di Gerardo Mazziotti. E poi ancora, Genova manda gli ispettori a casa dell'evasore Beppe dopo la denuncia di Libero, e comincia tra empatia e casi umani, ecco la carica dei grillini. A Strasburgo andranno in decine, ma nessuno li ha mai conosciuti. Viaggiano i candidati a 5 Stelle entrati in lista con pochi click. E non diciamo i nomi ovviamente per non fare pubblicità a nessuno. Ci toccherà il grande euroinciuccio, le urne premieranno gli euroscettici, così i popolari e i socialisti potrebbero essere costretti a unire le loro forze e senza una chiara maggioranza. Sia Schulz che Juncker rischiano di perdere la corsa per succedere a Barroso. Cosa rischia l'Italia per colpa di Bruxelles? Lo stop ai dazi col Pakistan porterà a 40.000 disoccupati in più nel tessile e l'accordo Unione Europea e USA sarà un'ecatombe per l'alimentare. Questo ci dice Libero. Bruxelles val bene un voto di Carlo Pelanda. Rischio rosso in Abruzzo, ma qua ci sono le elezioni amministrative, rischio rosso in Abruzzo e Piemonte, il PD prova a riprendersi 2 regioni che arrivano da governi di centrodestra al voto anche in quasi 4.000 comuni. I test più importanti a Firenze, Prato, Bergamo e Sassari, le preferenze devono essere di genere diverso. E poi Francesco, il Papa, ai fratelli islamici: imparate a rispettare la Chiesa. Bergoglio difende la libertà di manifestare il proprio credo. Poi l'appello alla pace in Siria e sulla Giordania: non lasciamola sola nell'emergenza profughi. E poi vediamo ancora purtroppo appunto l'attacco agli ebrei di Bruxelles, 3 morti, 2 killer aprono il fuoco al museo giudaico. Fermato un sospetto, forse una vendetta per il no a un incontro con Dieudonné. Il memoriale della Shoah fatto con pezzi di scarto. Io direi di aprire le linee. Guarda, una cosa curiosa, perché su Facebook c'è già la foto di Cecile Chieng che dice: alle 7 sono stata la prima ad andare a votare nel mio seggio di Gaggio a Castelfranco Emilia. No, la cosa curiosa è che gaggio è il termine che usano i rom per insultare i non rom, cioè noi siamo gaggio, no, così, una curiosità insomma alla pagina di integrazione. Ecco, fra le altre cose, tra poco potete telefonare allo 02 66 20 35 29, mi raccomando, non date indicazione di voto, non dite come avete votato, non dite come voterete, se no dobbiamo veramente tagliare, e a noi dispiace molto tagliare, e la terza telefonato abbiamo concordato con Alfredo, chiudiamo le linee perché non possiamo rischiare, telefonata al strano, possiamo rischiare. Tanto ormai i giochi sono stati fatti, esatto. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato, quindi adesso ringraziamo, e per par condicio ringraziamo anche le persone che hanno fatto campagna elettorale, almeno io personalmente penso che tu concorda, che ha fatto campagna elettorale anche per gli altri partiti, che ci hanno aiutato a capire
non è il programma degli altri, a condividerlo o a non condividerlo. Questo chi ha avuto il coraggio. Scusa, Il programma, il programma. Io volevo fare il buono. Tu fai il buono. Sono buono. Comunque c'è un'altra cosa, perché oltre che votare per le europee o per le comunali, e per le comunali dove si vota, si può firmare per il referendum. Esattamente sì, e ricordo il numero per sapere dove ci sono i gazebi, dove si può ancora firmare ancora oggi per altre 2 settimane, credo, per il referendum, quei 5 referendum, poi il referendum, l'altro, sì, ma l'altro c'è più tempo perché è partito dopo. I comuni sono aperti, ecco, potete, non nei gazebi ovviamente perché è vietato, ma i comuni sono aperti e hanno i moduli per firmare. Potete quindi telefonare allo 02 66 234 234, ripeto 0266 234 234. Allora, visto che comunque nei comuni molti ci devono andare comunque, lì potete firmare anche per il referendum. Andrea, abbiamo già delle telefonate. E prendiamole. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io avrei una domanda, ma dentro la cabina elettorale non ci dovrebbero essere le liste con i nominativi per fare le preferenze dentro la cabina? Non dico nel senso perché nel senso c'è, ma nella cabina. No, sempre fuori, no, dentro no, ci mancherebbe. No, sono fuori. Voi andate per esempio nella scuola, prima di entrare nell'aula, proprio in quello che è il corridoio dove di solito stanno i bambini a pendere i cappotti, lì ci sono tutti gli elenchi con i candidati. Ecco, dirò di più oltretutto su questo: se quando andate dentro al seggio c'è scritto, c'è qualche indicazione di voto, tipo vota mia nonna, si chiama il presidente di seggio e si fa cancellare la scritta, sì. È perché molti furboni all'interno scrivono. Poi si prende la nonna e si dà un sacco di legna. Ricordo una cosa che quindi non è riferito a nessun partito, quantomeno è vecchia, uno che scrisse qui Dio non ti vede, non votare DC. O il prete non ti vede, non votare. Ti ricordo. Ecco, mi ricorda Don Camillo questa cosa. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buona giornata a tutti, sono Piero dalla provincia di Torino. Intanto però c'è un problema, che se io che ho poca memoria leggo i nomi e poi arrivo dentro e non me ne ricordo più, siamo fritti. Una domanda che voglio fare, visto che non parliamo di politica, cioè, alla magistratura e a tutti gli italiani che si riempiono la bocca che si manda in galera la gente per evasione fiscale. Ora, la domanda è: vale di più la vita di un uomo o una persona che ha rubato, che non ha pagato le tasse? Perché noi sinceramente Al Capone, che l'abbiano messo in galera per evasione fiscale, non me ne può fregare di meno, ma mi girano le balle il fatto che abbia ammazzato delle persone. E questo che mi manda veramente, non c'è nessuno che possa dire: attenzione, i soldi rubati allo Stato hanno uno scalino, ma la vita di una persona vale molto di più. Cioè, sono confuso, potete dirmi qualcosa? Grazie, vi ascolto per radio e buona domenica. Grazie, ma il discorso di Al Capone in realtà è che non sono riusciti a incastrarlo, perché quello era maledettamente furbo. Al Capone che veniva da Napoli, c'era quella furbizia non è un'offesa locale o razziale eccetera, ma aveva una certa furbizia che si riscontra, un'intraprendenza, esatto. Era talmente furbo da non lasciare assolutamente tracce, lui non si sporcava mai le mani, non lasciava testimoni eccetera, per cui l'FBI sapeva benissimo che cosa aveva fatto, quanti ne aveva fatti ammazzare eccetera. Non sono riusciti assolutamente a incastrarlo, se non con le tasse. Allora quando l'hanno beccato per le tasse l'hanno messo dentro, perché in America non scherzano per queste cose, ma sapevano benissimo che era un gangster, un assassino e quant'altro, quindi sono ricorsi a questo escamotage. Andrea. Sì, prima di prendere la telefonata completo dicendo che a me personalmente, se uno va in galera perché non ha pagato le tasse, francamente non mi interessa. È meglio forse fargli pagare 10 volte quello che ha evaso piuttosto che sbatterlo in galera con un altro costo. Cioè, poi uno che ammazza, visto che è un delinquente, sì, deve essere rinchiuso. Io mi auspico sempre che le galere siano vuote, nel senso che non c'è bisogno di mettere più la gente in galera. No, ma poi dicono che le carceri scoppiano, allora mettiamo in galera gli assassini che sono pericolosi e agli evasori diamo una mega multa, appunto, 10 volte tanto e via. Infatti. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao Marisa. Ciao. Non dico niente. Dico solo una cosa, che qui in zona vi siete dimenticati di noi. E tu sai, Andrea, ti ho chiamato, quindi niente. Hai capito, Andrea? Va bene. Grazie, ti sei dimenticato di Marisa. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Monica di Brescia. Io ho un nervoso che non avete idea. Ho visto ieri sera su YouTube
l'aggressione a Borghezio. Io ho visto quelle due donne lì che l'hanno aggredita, io li manderei tutti gli extracomunitari, tutti a casa loro, invito tutti gli italiani ad andare a vedere. Grazie. Va bene, io l'ho sentito su Radio 24, quello posso dire. Devo dire che Cruciani, no, è stato veramente in gamba. Cruciani che ha mandato quel pezzo lì a cui si riferì la signora del vergognoso attacco, e non è perché è stato attaccato Borghezio, chiunque ha il diritto di parlare, e mentre David Parenzo, che comunque conosco, eccetera, no, dice no, ma perché giustificava l'aggressione, Cruciani ha detto chi aggredisce è antidemocratico, e non mi importa, ha detto, e ha mandato a quel paese pure Parenzo, ma di brutto, proprio a dire, non dire no, eccetera eccetera, chi aggredisce così eccetera, e comunque sono stati bravi per una volta. Devo dire che Parenzo è stato bravo, è vero, chissà perché quando aggrediscono qualcuno di una certa parte politica pochi si ribellano. Infatti. Sentiamo qualche altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Anna della provincia di Varese. Sì. Volevo dire che io in settimana mi sono informata sui nomi dei candidati. Ho preparato 2 biglietti con i nomi dei candidati che mi interessano, e uno per me e uno per mio marito, e andremo a votare così in modo di non dimenticarci i nomi. Va bene, grazie. E di non dimenticare i biglietti nella cabina elettorale. No. E poi ho convinto 6 persone che non volevano andare a votare ad andare a votare. Vabbè, perfetto, grazie. Sì, però ora permettetemi tutto, però bene o male, insomma, i candidati li conoscete, i politici li conoscete, insomma, trovo difficile che uno entra nel seggio e si dimentica il nome della persona, vero Roberto? Scusa Andrea, Giovanni. Vedi che ci siamo messi d'accordo su Giovanni, una mediazione. Giovanni Rana, dai, è pubblicità, così, Giovanni Rana. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Salve, sono Ennio dalla provincia di Sassari, leghista in terra sarda, ci tengo a dirlo. Sì? Avverto che però non può fare dichiarazione di voto. No, faccio solo dichiarazione. Grazie. Allora, volevo ricordare a Lissoni, che parla soventemente, dice sempre che in tempi non sospetti lui ha parlato del nuovo ordine mondiale. Sì? Ho qui sotto i miei occhi l'organigramma delle forze occulte del governo del mondo. Allora ti informo, per rinfrescarti un po' la memoria, ma in modo bonario chiaramente, che la loggia Pugosh Conference, che dipende direttamente dalla Gran Kahal di New York, ha questi i compiti, 2 punti: controllo movimento migratorio e fusione dei popoli, propaganda antinazionale, multirazziale, pornografia, distribuzione droga. E la foto di quello che sta accadendo oggi. La chiosa di questo organigramma è la seguente, breve. Questo governo mondiale occulto abbatte progressivamente razze e culture per creare un mondo misto e indifferenziato, melting pot. Così esso potrà essere totalmente dominato e quindi realizzarsi il regno del popolo eletto. Il sistema bancario è la sua arma, l'americanismo è il suo veicolo. Fermarlo dipende anche da te. Dipende anche da te, Lissoni, se ne vuoi parlare di queste cose oppure vuoi sviare il discorso, perché molte volte l'hai fatto. Non vuoi parlare del mondo ebraico, massonico. Ok? Va bene, sì, ti ringrazio. Oddio, questo forse è più un argomento da Padania misteriosa. Allora, il problema qual è? Non è che io mi nascondo dietro un dito, perché ripeto, quando io ho scritto quei libri nel 99, quindi in tempi non sospetti, denunciando non la cospirazione ebraica, lasciamo perdere questa cosa della cospirazione ebraica, perché questa è una balla che ha inventato Marx e la sinistra gli è andata dietro. C'è una cospirazione, non c'entrano gli ebrei, ci sono dentro tutti, ebrei piuttosto che arabi, Bin Laden, piuttosto che tanti poteri forti, che è vero, fanno esattamente quello che il nostro ascoltatore ha detto. C'è l'Hellfire Club in America, con dentro personaggi insospettabili come Schwarzenegger, presidenti, segretari di Stato e quant'altro, che lo fanno per la ricchezza, per creare un nuovo ordine mondiale. La Thatcher, Bush padre c'era dentro, per esempio, c'era dentro anche Reagan e compagnia bella. L'immigrazione viene utilizzata proprio per buttare all'aria tutto quanto, cancellare le identità. Allora il problema è che se io dico queste cose, quando le dicevo come Alfredo Lissoni da solo nei libri della casa editrice cattolica Segno, e già mi attaccava Libero e mi attaccava la sinistra, quindi da destra e da sinistra mi bombardavano, vabbè, aveva un peso. Se lo dico da Radio Padania sembra quasi che la Lega possa sostenere queste tesi, che
ahimè, sono vere, però la mia paura è di essere confuso con i vari Adam Cadmon, David Icke, cazzari vari che troviamo in televisione, in internet, che fanno un pasticcio di nozioni, di fatti, eccetera, col risultato di buttare tutto nel ridicolo. Quindi è un discorso molto, molto delicato. In internet voi potete trovare tutto e anche di più, però attenzione, bisogna essere proprio molto attenti e verificare le fonti, perché i signori che gestiscono questa forma di potere occulto fanno anche una controinformazione in modo da far credere alla gente che non accada nulla di tutto questo. Quindi è molto delicato, non è che posso venire qui e dire signori allora c'è una cospirazione di un certo numero di figli di cani di cui si parlava già negli anni 60 nei libri dell'americano Dan Smoot o altri due ricercatori studiosi, uno del New York Times, Wise e Ross, che dicevano si chiama gruppo 5412, hanno intenzione di stravolgere il mondo, di portarci verso un nuovo ordine mondiale, di affamarci, quindi creando una marea di poveri e un gruppo ristrettissimo di ricchi, eccetera eccetera. Dico una cosa del genere, buona parte degli ascoltatori penseranno li sono impazzito, richiudete. Stavo pensandolo anch'io. Vedi Giovanni, Giuseppe, Maria, dai, prendiamo qualche altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Signor Lissoni, buongiorno. Salve. Telefonate brevi. Ascolti, io volevo complimentarmi con lei per ieri mattina, perché è ora che qualcuno mandi a fa certe telefonate, certe persone che rompono veramente. Poi volevo dire un'altra cosa al signor Ancona, sono d'accordo con Marisa. Siamo abbandonati di tutto e di più in questo quartiere, lui sa dove. Terza cosa, c'è da fare ancora una barca di informazione perché c'è un sacco di gente che non capisce niente, non sa niente. Me ne sono accorta in questi giorni che facevo di tutto e di più. Grazie. Grazie, salve. Un'altra telefonata, pronto? Vuole dire qualcosa Andrea? No. Buongiorno, sono Stefano della Sardegna. Sì. A parte che speriamo da domani di cominciare a scrivere una pagina nuova, di riprenderci la nostra sovranità, di cominciare a consumare di nuovo prodotti italiani, insomma di tornare a diventare italiani, sardi, siciliani, milanesi, piemontesi. Ma parlando un po' di sport, ma non vi sembra ridicolo un Giro d'Italia che prima faceva vedere tutti i posticini dell'Italia, insomma le cose locali che nessuno vedeva, che parte dall'Irlanda? Il Giro d'Italia anche quello. Chiamatelo Giro dell'Europa, chiamatela buffonata, ma non chiamatelo Giro d'Italia, cioè un insulto alla gente come Pantani, Coppi, Bartoli e tutta quella gente a cui piaceva il ciclismo. Siamo rotti a ridicolo, ci siamo venduti anche il Giro d'Italia, cioè non... Dove andiamo a finire? Ciao, buona domenica. Ciao, grazie, io le chiamerei Giro delle Balle. No, ma guarda, io l'ho pensato, ha ragionissimo, tanto per così usciamo un attimino della politica, no? O forse anche questa è politica, anzi, senz'altro è politica anche questa. E mi ha fatto specie già degli anni precedenti che partiva dalla Svizzera o dalla Francia. E dico, ma perché deve partire da lì? Deve partire dall'Italia e concludersi in Italia, se no è il Giro d'Europa, è il Giro di un'altra roba. Addirittura quest'anno è partito dall'Irlanda. Dove è partito? Sì, dall'Irlanda. Dall'Irlanda, no? È così. Una volta partirà dalla Cina, no? Ecco, non so, sempre più lontano, non ha senso. E poi quel che mi dispiace anche lì per il Giro d'Italia, non possiamo, questo tutte le faccende del doping, no? Noi possiamo gioire per un'impresa, dopo qualche anno scopriamo magari che l'impresa era un po' farlocca e limita molto la mia passione per il ciclismo, insomma. Sentiamo qualche altra telefonata, no, è caduta la linea, allora ricordiamo il numero 0266203529, gli sms al 346-6427-756, la signora che faceva i complimenti era perché ieri insomma non ho mandato a fanculo, ho salutato con l'augurio tipico di un certo movimento che c'è in Italia, che due musulmani, ma perché mi hanno fatto girare le scatole? Perché il primo ha cominciato a dire tu non puoi dire non mi piace l'Islam, a parte che io non avevo detto questo, io avevo detto con la legge Mancino se uno dovesse scrivere non mi piace l'Islam viene messo dentro perché questa è viene considerato un attacco alle religioni, quindi un'intolleranza. Questo che non ha capito un cazzo chiama e mi dice tu non puoi dire non mi piace l'Islam. Allora a casa nostra, mi spiace, ma noi continuiamo a fare quello che ci pare, loro vadano a comandare a casa loro, se sono capaci non lo fanno perché li fanno fuori. Subito dopo chiama un secondo musulmano, dopo che avevo salutato cortesemente il primo, e dice siete ignoranti. Allora, scusa. È questo che mi ha dato fastidio. Perché ti ha dato del voi, ti ha dato fastidio. Sì, del voi, mi ha ricordato, esatto. È il voi che mi ha fatto girare le scatole. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giorgio da Milano. Sì. Volevo contraddire quello che lei ha appena detto, il suo amico. Ha detto che il Giro d'Italia che parte dall'Irlanda non ha nessun senso. Sì, apparentemente non ha nessun senso, invece secondo me ha molto senso. Abbiamo appena finito adesso di dire che la strategia del pensiero unico mondialista vuole diluire e annullare le identità nazionali. E allora bisogna fare anche queste cose, bisogna far vergognare la gente di essere italiana o padana. E quindi il Giro d'Irlanda un giorno parte dalla Svizzera, un giorno parte dall'Irlanda, un giorno partirà anche dal Burundi. E fa parte della strategia, signori, bisogna svegliarsi un pochino qua. È lo stesso con le identità etniche, ti devi vergognare di essere italiano, allora ti scarichiamo 5 milioni di immigrati nel paese, così tu ti sentirai uno straniero in casa tua. Fa parte della strategia quella del Giro d'Italia, va avanti con piccoli passetti impercettibili, così la gente non se ne accorge nemmeno. Buongiorno. Grazie, infatti, no, ma noi a volte facciamo un po' i finti tonti, non è che non no, ma io ho detto che anche quella era politica, poi non ho sviluppato il pensiero come giustamente ha fatto l'ascoltatore. Ricordo per invece il referendum, che è importante, ancora oggi si può firmare nei comuni. Per sapere come e dove avere più informazioni potete chiamarlo 02 66 234 234, ripeto 02 66 234 234. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Alfredo, buongiorno Andrea. Salve. Sono Umberto da Genova. Sì, senti, ultimamente ho sentito delle notizie che se messe insieme vengono fuori delle cose interessanti. L'altro giorno Cainarca ha detto che se vincesse, il motivo non lo so, che se vincesse Renzi verrebbe favorito candidato opposto della MERS. Se invece vincesse come voti in più dell'altro, no? Se vincesse Grillo sarebbe favorito la MERS. L'altro è che si rimane stupiti che alla vigilia delle elezioni vengono fuori scandali che riguardano la sinistra e il PD, e inoltre stamani la notizia che gli USA dicono che Renzi ha poca vita. Mettendo insieme questo, cosa viene fuori? Va bene, grazie. Viene fuori che però doveva andare in pubblicità, mi sa. Sì. Allora dai, linea alla regia. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano, la macchina del caffè
23 farà uno speciale exit poll, quindi per cercare di capire come sono andate le elezioni. Ci saranno Pellegrini e Morelli che condurranno. Oggi ovviamente tutta dedicata ai referendum e al voto, non si può dire, nel senso che non si danno indicazioni di voto, ma comunque siamo sulla notizia, quindi non avremo la rubrica Lombardia Amore Mio da settimana prossima, poi si ricomincia col palinsesto normale e torniamo anche con Padania Misteriosa. Ecco, volevo dire che il numero 02 66 234 234 serve anche a segnalare delle cose, diciamo, se succede qualcosa di anomalo in qualche seggio, oppure delle domande su come fare a votare, insomma, delle domande tecniche. Tecniche, ovviamente. Sentiamo qualche altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buondì, Soli. Sì, ciao. Allora, io mi sento orgoglioso di essere prima milanese e poi lombardo, il resto mi è stato dato a mia insaputa. E quindi non mi sento per niente orgoglioso. Per quanto riguarda il presunto Giro d'Italia, io preferisco il Giro di Lombardia o il Trittico Lombardo, la Tre Valli Varesina, la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi. E il resto non me ne frega assolutamente niente, non mi interessa, mi sento, di più, mi sento più ticinese che italiano. Ciao. Ciao, beh, io ho sempre detto mi sento fieramente milanese, mi sfottevano per questa cosa, bene, vuol dire che eravamo nel giusto. Allora 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756, come sempre ricordo non date indicazioni di voto, sennò poi ci rompono le scatole. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Rissone. Sì. Sono Pietro Bergamo. Sì. Ascolti, ieri sera ho fatto una discussione con un sinistroide che mi ha detto che non è vero che il governo dà 40 euro a ogni immigrato. E quanto ne è dà? una cosa impossibile fare. Sì, vabbè. E io l'ho fatto capire, ho detto io ho pagato 40 anni di contributi per 1.000 euro al mese. Loro che non hanno pagato né contributi né niente e si prendono i soldi gratis. Pagati da noi. Certo. Grazie, buona giornata. Ma insomma la sinistra nega anche l'evidenza. A questo punto a sto tizio della sinistra era il caso di dirgli: senti, fai una bella cosa, ti imbarchi su un barcone, arrivi qua senza documenti, vedrai che poi ti danno i 40 euro al giorno, la scheda telefonica e quant'altro. Non lo so, se arrivano a negare anche ciò che tutti sanno, francamente è una brava tecnica della sinistra. Sì, ma fra le altre cose, visto che non ci sono telefonate in attesa, noi abbiamo fatto una commissione in zona 3 per gli immigrati, i rifugiati politici della Siria, e sono venuti i direttori del comune a spiegarci il perché, il per come, no? Io sono intervenuto dicendo che mi sembrava una grande tribuna politica questa, perché ci hanno ripetuto quel che sentite, perché io non vedo, non sento la televisione, o sentono in televisione, no? Adesso ci sono telefonate, poi nel momento in cui di calma illustrerò cosa è successo. Pronto? Pronto? Può parlare? Buongiorno. Sono io? Sì, ci dica. Ok, buongiorno, volevo sapere, io adesso ho preso il caffè, no? Ho preso il caffè da tranquillo, mi metto la maglia della mia regione, della regione Piemonte, senza nessun riferimento al nostro movimento, e vado a votare e vediamo cosa dicono. Tutte le forze dell'ordine non la conoscono, tutto il corpo docenti che quindi è addetto ai seggi non la conoscono. È già successo 4 anni fa, quando abbiamo eletto Cota. E vediamo cosa dicono. Sarebbe bello farlo tutto in tutte le regioni. Vabbè, però poi così diventa un'indicazione di voto in questo modo. No, vabbè, non andiamoci a complicare l'esistenza. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Arrivo un po' in ritardo sulla telefonata di prima che parlava del Giro d'Italia. Sì. Il Giro d'Italia fu utilizzato, almeno io forse sono malizioso, ma non credo, fu utilizzato già qualche anno fa durante le elezioni del sindaco di Milano, quando fu eletto il sindaco Pisapia. Se voi seguite un po' il ciclismo, sapete che l'arrivo a Milano del Giro d'Italia è sempre stato rosa, perché c'è la maglia rosa, storicamente certo. Così. Quell'anno la tappa di arrivo a Milano avveniva esattamente il giorno delle elezioni del sindaco. E quell'anno, se voi andate a vedere, Milano e l'arrivo del Giro d'Italia era di colore arancione, per la prima volta nella storia.
c'era Milano tappezzata di arancione. Bisognerebbe capire chi c'è dietro, perché il colore, io ho lavorato in pubblicità per anni, ci sono dei modi per fare comunicazione occulta, ma neanche troppo. Subliminale, infatti. Allora, il Giro d'Italia in arancione non si era mai visto da quando fu fondato. Andate a vedere, è stata una cosa schifosa che non ha diciamo notato nessuno, ma era incredibile. Il giorno stesso delle elezioni del sindaco c'era l'arrivo a Milano in arancione. Pazzesco. Va bene. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, stamattina per televisione, ieri per telegiornale, eccetera, si sente di Ilaria Alpi, roba di 20 anni fa. Allora, con tutto il rispetto per i morti, per questa ragazza che ha fatto il suo dovere, eccetera, che però è stata mandata dalla RAI allo sbaraglio in una zona di guerra disastrosa, dove nessuno controlla niente, dove 4 caporioni lì musulmani sparano, uccidono decine e decine di connazionali tutti i giorni, no? Ora io mi chiedo se la giustizia italiana, così lenta nel risolvere i problemi diciamo nazionali, eccetera eccetera, possa permettersi di spendere soldi, eccetera eccetera, per andare in un paese dove non verrà mai a capo di nulla. Perché? Perché queste situazioni sono incontrollabili, nessuno parlerà mai, nessuno dirà mai i mandanti e tutte ste. Allora va bene che questa è della RAI e probabilmente era di una parte politica, e questi stamattina in televisione si stracciano le vesti su questo caso, no? Che secondo me è da archiviare, con, l'ho detto, tutto il rispetto per la ragazza, i genitori che hanno un dolore immenso, chiaramente, no? Però basta con queste cose di Stato, con queste inchieste che si prolungano per anni e anni e non arrivano al nulla e ingoiano risorse inutilmente. Allora io mi sento di dire questo. Grazie, buona giornata. Diciamo che era un atto dovuto nei confronti di una cittadina che è stata uccisa, andare a controllare in situ sul posto, ma dovevano farlo 20 anni fa, adesso cosa vogliono trovare? Adesso è quasi ridicolo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io dico che sono della Lega, certo, sono della Lega tuttora perché insomma mi interessa il problema clandestini. Non diamo indicazioni. E stamattina ho avuto un conflitto interiore molto forte, sono stata lì con la scheda in mano. Allora, per favore, perché purtroppo è molto labile il confine fra fare propaganda e raccontare una propria esperienza, quindi nei limiti del possibile evitiamo, al di là del fatto che in questa campagna elettorale, a metterle tutte in fila, stiamo assistendo a delle cose vergognose, noi siamo superiori e le denunceremo dopo. Il fatto per esempio che Caronno Pertusella, provincia di Varese, ieri i militanti del PD continuassero a mettere i volantini nelle cassette della posta, cosa che dovrebbero evitare. Il fatto che con un tempismo sorprendente venerdì sia uscito per una casa editrice nota per il suo impegno politico, non mi fate dire quale, il libro Vinciamo Noi di Grillo e Casaleggio. Uno dice: ma guarda, allora i soldi non puzzano, e siete usciti proprio 2 giorni prima delle votazioni. Anche questa è una cosa, cioè al venerdì proprio sul pelo. Allora diciamo che molti, vedo che delle regole se ne fregano altamente, non è il caso nostro, appunto cerchiamo di far vedere che siamo migliori anche per questo, che non siamo dei parolai. Quindi sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, ci dica. Tocca a me? Sì, è in diretta. Allora, buona Padania, di Sony, io ricordo, io sono vecchio, che hanno addirittura eletto Miss Italia una nera. Vabbè. Si ricorda? Sì, beh. Già allora c'era già questa storia qua, no? Sì. Quindi se è inutile che andiamo a dire che il giro adesso parte da là per arrivare qua. Se hanno fatto Miss Italia una nera, vuol dire che eravamo già agli inizi della fine. Va bene, buona giornata, però era una bella gnocca. Ma appunto, sì, però io dico la verità, se
e aveva i requisiti, e qualunque sia il colore della penna a me non interessa. No, ma infatti... Che poi magari qualcuno ha forzato magari certe cose, può essere, però questa roba qua francamente è l'ultimo dei miei pensieri. No, ma infatti, allora se dovessimo guardare il calcio è tutto pieno di giocatori di altri. Scusa, io vedo che la signora Cécile, la mia amica Cécile, è andata a votare alle 7 del mattino, la prima al seggio, e ha detto mi raccomando andate a votare. Io condivido. Però il fatto che lei abbia messo la foto su Facebook, scusa, non è una forma di propaganda elettorale anche certo, questa? però sai, però dico, condivido il fatto che dice comunque è andata a votare. Sì. Ecco, la Madame Cécile ha detto una cosa giusta, comunque sia andata a votare. Allora ricordiamo una cosa, quale che sia il colore della pelle a noi non interessa, perché è chiaro che siamo in una società multirazziale e nessuno contesta questo. Quello che noi contestiamo è la mancata integrazione e anzi il tentativo forzoso di qualcuno per un interesse peloso, per un interesse economico, per avere voti piuttosto che per avere fondi, di creare questa situazione per cui a noi non stanno bene i clandestini, ma a un certo punto se uno è regolare, paga le tasse, si comporta bene, rispetta le leggi, va bene. Ecco, chiaramente questo non è più il paese di Bengodi, non siamo più a 20 anni fa, abbiamo 4 milioni di disoccupati italiani, onestamente mi pare giusto dare il lavoro prima a questi, poi se ne cresce per gli altri ben vengano, l'importante è il rispetto delle regole, cosa che non succede. Insomma, poi la sinistra buongioco, direi razzisti, sono loro che sono un po' rinnegati, per usare un termine alla Tex Willer, perché fanno gli interessi. Pronto, buongiorno, sono Marisa di Renate, posso parlare? Come no, Marisa, ci dica. Senta, io volevo fare delle considerazioni sulla Boldrini, forse voi ne avrete già parlato. Si può parlare o no? Dipende da cosa dice, basta che non siano considerazioni elettorali. No, siccome voi avete parlato del nuovo ordine mondiale, la Boldrini non fa parte della massoneria, dato che lei viene da una famiglia di petrolieri. Ha lavorato per l'ONU ed è una grande sostenitrice dell'immigrazione clandestina. Ecco, volevo sapere da lei cosa ne pensa. La ringrazio, buongiorno. Grazie. Facciamolo dopo elezioni con una bella puntatona di Padania misteriosa. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, Padania Libera, ascolti, Lissoni, io devo fare i complimenti per ieri, guardi. È un grande, è quello che avrei risposto io. Sono Mariuccia, una vecchietta di 78 anni, ma con una voglia di ribellarmi a tutte le ingiustizie subite dalle istituzioni italiane, che rappresenta una ventenne come quella. Comunque ti ringrazio, grazie per aver detto quello che merita a quel signore che ci ha telefonato. Un bacione Mariuccia, grazie, troppo buona. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? È caduta. Allora, tra l'altro una cosa, visto che prima si è parlato di Siria, allora, no, perché poi ho visto che la sinistra in televisione, pur di attaccare la Lega, ma questi vengono crocifissi da Assad che è un dittatore. Allora, Assad è un dittatore, o lo buttano giù loro, lo butti giù l'America, l'ONU, insomma tutti quegli organismi che sono incaricati e pigliano anche un sacco di soldi per fare i carabinieri del paese. 2, come Unione Europea abbiamo mandato la bellezza di 1,25 miliardi di euro, quindi 1.250.000 euro proprio a sostegno di queste popolazioni. Dove sono finite? Se le è messe in tasca Assad, se le è messe in tasca qualcuno dell'Unione Europea, non lo so. Quindi abbiamo mandato i soldi proprio perché non succedessero queste cose, continuano a venire qua. 3, guarda caso, questi torturati eccetera, solo 1 su 10 ha chiesto asilo politico, solo una parte minima erano siriani, gli altri erano furbacchioni che si sono infilati, e purtroppo quelli che abbiamo visto erano musulmani, quindi non ci vengano a raccontare la palla dei cristiani che scappano dalla Siria, perché erano tutte donne con il niqab, quindi con il velo, e la prima cosa che hanno chiesto quando sono arrivati a Milano hanno detto dov'è la moschea di Lampugnano, che non c'è, grazie al cielo, perché vogliamo essere ospitati lì. Quindi cari signori della sinistra che fate le trasmissioni, non dico quale, anno 1, volevo dire, non ci venite a raccontare le cazzate solo per interessi pelosi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sono Luciano da Como. Sì. Senta, io al mattino guardo sempre Italia, canale Italia, e stamattina ho sentito una notizia che mi ha lasciato totalmente sbalordito. C'è una gendarmeria italiana che difende le coste della Grecia e che ha la sede a Vicenza. Voi sapete qualche cosa? E c'era un professore che l'ha detto,
e sul canale 53 di Canale Italia, che difende le coste della Grecia, è una gendarmeria di tutti italiani con sede a Vicenza. Ho capito. Va bene, grazie. Io sono rimasto infatti, provate a vedere se è vera questa cosa. Ad ogni modo l'ha detto un professore. Grazie, salve. Ma Andrea, non so, perché magari è la flotta internazionale che dipende dall'Unione Europea, in questo caso gli italiani non ne ho idea. Però, oddio, ci sta anche che mandino gli italiani a difendere la Grecia anziché l'Italia. Sì, no, mandano gli italiani a difendere la Grecia e poi gli italiani a portare dalle coste tunisine, a scortare qua i viaggi organizzati. Insomma. Ma saranno gli uomini del Frontex comunque. Vabbè, dai, quindi questo gruppo europeo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Beh, non meravigliamoci tanto, perché con i sinistri e la RAI, sapete chi suona l'inno nazionale al mattino alle 6? La Filarmonica di Berlino, avete capito? L'inno nazionale degli italioti la suona la Filarmonica di Berlino. Bravi voi della RAI, bravi italioti. Buongiorno. Grazie, salve. Un'altra telefonata, pronto? Ciao Padania Libera. Sì. Ascolta, ma questi qua della sinistra, io penso che veramente hanno le teste di legno, no? Se il loro partito gli dovesse dire che, non so, hanno visto gli asini volare, loro ci credono. Perché la Siria è l'unico paese musulmano nella regione araba, no? Nella quale ci sono un sacco di chiese cattoliche, dove i cattolici sono rispettati, dove convivono in Siria da migliaia di anni, da centinaia di anni, per cui vai a dire a quella che ha telefonato dicendo che li impiccano, che li crocifiggono, no? Quello lì è un regolamento tra di loro, hai capito? Perché Assad ha sempre sopportato molto i cristiani. Padania Libera. No, tra l'altro in Siria c'è un regime socialisteggiante, cosa di cui ci si dimentica sempre di dire, per cui ci sono i compagni in Siria, alla faccia dei compagni. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Carla di Vigevano. Sì, quella giusta. Scusa, mi viene da ridere perché i miei interessi principali sono di natura pelosa, cani, gatti e così via. E proprio stamattina ho visto su YouTube un bellissimo video di un cane che fa la guardia a una bicicletta, poco dopo arriva il proprietario della bici, il cane salta sul portapacchi, abbaia per dire possiamo andare e se ne vanno, senza essere legato. È un video veramente simpaticissimo. Ecco, impariamo dagli animali. Dobbiamo anzitutto fare la guardia a quello che è nostro, quello che è nostro da secoli e secoli, quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri usi, la nostra lingua, la nostra civiltà. Solo questo volevo dire, penso che è una cosa vada importante. Bene. Grazie. Padania Libera. Vabbè, Andrea, volevi dire qualcosa? No, assolutamente. Però è importante perché gli animali sono molto territoriali, dai cani alle cornacchie, cioè hanno il loro territorio e non tollerano le invasioni degli altri, perché in quel territorio loro ci vivono. Se entrano tutti gli altri crepano. Allora, se è vero il discorso, e ovviamente io sono evoluzionista dell'evoluzione, questo è un retaggio che tutti noi del mondo animale abbiamo, e qualcuno no, però si vede che l'ha perso sto retaggio. Vabbè, non commentiamo, sennò poi diventa politica. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. In diretta? Sì, ci dica, è in diretta. Ascolti, è una roba semplice. Io ascolto spesso Radio Padania. Sì. E sono anche intervenuto a volte tempo fa sul fatto di Maroni, che ero d'accordo che facesse prima quello delle votazioni, il presidente della Lombardia, tutto rispettando, anche se non sono leghista, sono Giuseppe da Brescia comunque, così ci capiamo meglio, rispettando comunque quelli che intervenivano a favore o contro. Quello che non capisco, tipo la telefonata, per l'ultima telefonata, ma anche tante altre, vi telefono per quello, perché sono delle teste di legno, non sono delle teste di legno, chi non la pensa come una forza che è la Lega, non è che siano delle teste di legno, magari non lo capiscono, oppure dovrebbero informarsi meglio, ma testa di legno, non testa di legno, compagnia bella, io lo trovo completamente sbagliato. Dovreste cercare di correggerlo, come pretendete di avere le ragioni quando spesso magari non le avete, e nessuno viene a contrastarvi le vostre ragioni, si ascoltano, magari non si condividono ma si ascoltano,
però sentirsi insultare per radio perché qualcuno la pensa come una forza, che comunque per adesso al 4% vi auguro il 6, vi auguro il 5, e forze che hanno magari il 30% probabilmente scrivere su qualcun altro. Vabbè, la ringrazio. No, ma condivido quello che dice il radioascoltatore, che allora in linea di principio è giusto, ma visto che per 20 anni i signori della sinistra e anche gli altri su di noi ne hanno dette di tutti i colori, hanno scritto il libro Brigate Rozze, hanno scritto il libro Sorci Verdi, se andate su Facebook nel profilo della Zanzara piuttosto che su quello del Fatto Quotidiano, ci insultano in tutti i modi, ci danno dei mafiosi, ci rovesciano i banchetti, ci aggrediscono, esatto, ci picchiano, eccetera. Allora, sarebbe bello che nessuno da ambo le parti offendesse l'altro, ma visto che gli altri da 20 anni ci versano tonnellate di cacca addosso, io posso capire che i nostri radioascoltatori a un certo momento ne abbiano le scatole piene, quindi sì, sarebbe bello se questo fosse l'Eden. Ma sarebbe bello non essere provocati, perché Esatto. succede anche a me al Consiglio di zona, cioè, mentre intervengo uno del Cielino mi fa una pernacchia e si lamenta quando lo chiamo Cielino DM, no? E allora, voglio dire, evitiamo di provocare, non ci sarà reazione. Infatti, noi non attacchiamo mai per primi, quindi sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao Padano Misterioso. Ascolta, non state via a perdere tempo a rispondere ai gingillini che sono decenni che sparano come rate, tipo loro il ghiacciolista a 1.000 lire 30 anni fa costava 30 lire. Sì, è inutile poverino l'hanno truffato, dai, è inutile stare lì a rispondere perché tanto ti dice il 6 o il 5 perché noi abbiamo il 30. Infatti praticamente loro avevano il 30 anche quando ci hanno portato nell'euro e noi avevamo il 4 e dicevamo che era una grande frattura. Chi aveva ragione, il 4 o il Cocomeri al 30? Va bene, grazie. Ok, sorvoliamo, se no poi sembra un'indicazione di voto. Un'altra telefonata, pronto? Salve. Buongiorno. Ci dica. Sono io, è difficile. Allora, sento che si parla di argomenti diversi. Allora, io sono voluto intervenire per confermare quello che ha detto quel signore che parlava della Siria. Lo dico per esserci stato, aver toccato, visto. Ho sentito siriani, cristiani, maroniti dire se Assad cade, questo anni fa, non ieri, se Assad, quando non c'era nessuna guerra eccetera, se Assad cade qui ci ammazzano tutti, e ho visto effettivamente una civiltà, chiamiamola così, se facevi una fotografia a una musulmana non ti sparava, non ti saltava addosso, anzi era disponibilissima. E io voglio aggiungere che sono convinto di questo: chiunque dal più alto cristiano al più piccolo non dichiari, non faccia sapere questo, secondo me è un nemico della cristianità e della nostra civiltà. Chi vuole intendere, intenda, c'è molta confusione. Grazie. Va bene, grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Una cortesia, se finalmente intervenire ora. Poi prima avete detto che il Movimento 5 Stelle non ha alcun tipo di programma per l'Europa. Non so da dove prendiate le informazioni, perché c'è internet. Non si possono dare indicazioni di voto, la suona che ha indicazioni di voto, la saluto, la ringrazio. Queste sono quelle che dovrebbero rispettare le regole, è vero? Vabbè. Dai, andiamo con la pubblicità, poi vi leggo qualcosina. Padania Libera. Un nuovo modo per
compiuto il miracolo! Ho visto la luce! Insomma, la prossima volta fai così anche tu, dai. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dal Veneto qua. Sì. No, volevo dire che è incredibile che il duo Renzi-Grillo hanno risuscitato il comunista Berlinguer, quello che prendeva miliardi dall'URSS, stato nemico, e poi tornava contro il finanziamento ai partiti italiani. Diceva di sentirsi meglio sotto lo scudo NATO, poi andava a manifestare contro i missili americani che difendevano l'Europa. Poi il Berlinguer che con il delfino D'Alema andava al congresso sovietico e poi falsamente parlava di strappo. Per lui i brigatisti rossi erano compagni che sbagliavano, però non diceva che quei giovani indottrinati arrivavano dalle sedi del PC come aveva testimoniato Franceschini, il brigatista rosso. Già nel 78 poi il Berlinguer voleva accelerare il processo di unità monetaria, cioè l'euro, che andava portata la lotta di classe in Europa. Questo lo disse a Scalfari in una intervista. Diceva che i comunisti francesi, i socialisti, erano contrari a questa moneta unica e la sua questione morale era falsa, come sono falsi i comunisti figli della menzogna. Buongiorno. Grazie, vabbè, insomma, al di là della questione o meno, cioè, io trovo curioso che esponenti o segretari di partito siano costretti a recuperare personaggi del passato, non hanno una visione del futuro. Cioè, uno parla di Hitler, l'altro parla di Berlinguer, l'altro parla di Topolino, non lo so, di Mickey Mouse, ma insomma, guardiamo al futuro. Insomma, sentiamo ancora qualche altra telefonata. Vi ricordo che potete firmare per il referendum, potete chiedere tutte le informazioni al numero 0266 234 234. Pronto? Signori, buongiorno. Buongiorno. Gianfranco da Cardano, dove avete già fatto? Non riesco a capire perché in Italia il discorso politico diventa un discorso totalmente calcistico, di tifo, ma la gente non capisce che comunque la politica è delegata a persone che dovrebbero fare il nostro interesse. Io sono stato critico talvolta su determinate questioni della Lega, non per questo non sono leghista. Non capisco perché se il partito ti dice una cosa, tu ci rimetti la pelle, ci rimetti il futuro dei figli, tu devi seguire quello che dice il partito e abbassare la testa. Ma dove siamo? Siamo dei muri da Soma con i paraocchi o siamo persone intelligenti che cercano di capire? È proprio vero che comunque l'ignoranza è una brutta malattia dalla quale si può solamente guarire volendolo, chi non lo vuole rimane in quell'ambito, però a un certo punto uno si guarda un po' i propri interessi. Poi gli intelligenti anche da altre parti di altri partiti sono venuti a firmare le richieste dei referendum da parte della Lega. Perché? Perché sono interessi loro, non sono interessi del partito. Non è che fai il favore alla Lega, fai il favore a te stesso, Ma appunto, e alla tua famiglia. Bravissimo, ben detto, grazie, buona giornata. L'ultima telefonata, poi vi lasciamo alla conduzione di Alessandro Morelli, che vedo già dietro il vetro. Pronto? 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 Buongiorno, ci dica. Buongiorno, sarò breve anche perché penso che il mio intervento possa sembrare fuori luogo. Io mi chiamo Claudia e chiamo da Cagliari. Sì. Un mese fa, mentre mettevo in ordine, siccome detesto la televisione ormai, queste pagliacciate le odio, ascolto la radio, ascolto i notiziari, un po' questo. Con un movimento strano ho fatto cadere la radio, si è preso un colpo in terra, si è aperta in due. Ha continuato a funzionare, però prendo solo Radio Padania. È un segno miracolo, del destino, ha visto la luce. Un'altra signora che ha visto la luce, va bene. Beh, simpatica questa cosa, dai. Va bene, allora io ringrazio tutti i radioascoltatori, ricordo che si vota fino alle 23 per le europee e si firma tranquillamente anche in comune per i nostri referendum. Andrea? Buona domenica a tutti e buon voto a tutti, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana, a Dio piacendo e anche a Morelli piacendo, già che c'è anche lui. Dai. Benissimo, grazie e buona Padania a tutti.
Va ora in onda Filo Diretto. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Morelli, questa è Radio Padania Libera, benvenuti. Allora, l'appuntamento è importante, indovinate quell'appuntamento, dall'altra parte del vetro Giulio Cesare Carnelli immagina con una signorina, una bionda magari, una rossa, cosa dici Giulio? No, l'appuntamento importante è sì, magari c'è anche una signorina al vostro seggio elettorale, e cioè quello dove potete andare a votare e mettere le preferenze se volete, se avete questo interesse. Ricordiamo, si vota solo oggi, dalle 7 oramai, quindi sono già partite le operazioni fino alle 23. Solo oggi, mi raccomando, potete fare la X sul partito che preferite e mettere fino a 3 preferenze. Non è obbligatorio mettere le preferenze, ma se volete, se avete questa intenzione, potete farlo fino a 3. Mi raccomando, attenzione, delle 3 preferenze c'è la legge per la differenza di genere e dunque dovete mettere o 2 uomini e una donna o 2 donne ed un uomo. Mi raccomando, perché altrimenti l'ultima preferenza che mettete viene cancellata. E allora a questo punto intervengono anche, importante, i rappresentanti di lista, perché i rappresentanti di lista, nel caso in cui il presidente di seggio, qualcuno insomma volesse annullare tutto il voto, deve difendere quel voto con grande attenzione, perché il voto al partito sul quale noi abbiamo scelto di mettere la X e le prime 2 preferenze vanno salvate. Dunque, tornando molto chiaramente a quello che stiamo dicendo, andate a votare, perché è una cosa buona e giusta, e poi soprattutto immagino non vi lamenterete da dopodomani qui a Radio Padania per quello che si fa o non si fa, perché avete fatto una scelta, e in aggiunta mettete la X sul partito che credete e, se volete, aggiungete le preferenze. Sentiamo voi però allo 026620 3529, ricordandovi anche un'altra cosa, che è ancora aperto il numero di telefono, il telefono amico, per qualunque problema che voi abbiate, o per andare a votare, difficoltà, non riuscite ad andare a votare, avete un parente che è portatore di handicap e quindi non può raggiungere il seggio elettorale, avete qualche dubbio sul tema delle preferenze, sull'orario di apertura, oppure diciamo la ragione per la quale questo numero è nato, e cioè volete chiedere informazioni sui referendum che sono stati proposti. Sono 6 referendum: lo stop ai concorsi pubblici per gli immigrati, l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, la legge Merlin e la sua abrogazione, l'abolizione delle prefetture, l'abrogazione della legge Mancino e la restituzione del reato di clandestinità. Potete chiamare lo 0266 234 234, numero attivo anche oggi di domenica. Pronto? Pronto? Buongiorno. Senta, no, io volevo sapere una cosa, a parte che il voto, sono andata a votare, ma io di preferenza ne ho messa una sola. Ha fatto bene. Va bene lo stesso? Benissimo. No, volevo sapere, per andare a votare per il referendum bisogna andare in comune, perché qua a Spezia non c'è nessun gazebo, niente. Certo, allora. Per il referendum, certo, io intendo. Allora, per il referendum, se ha intenzione di andare a firmare ad un gazebo, i gazebo vengono organizzati chiaramente dal comitato referendario, e può chiamare lo 0266 234 234 per sapere quando vengono organizzati i gazebo. Ricordiamo che tutti quanti sono organizzati da volontari, quindi non possiamo aspettarci che siano lì 8 ore, 7 giorni su 7. Detto questo, possiamo anche andare a firmare nel comune di residenza, quindi vada tranquillamente nel suo comune, troverà i moduli per sostenere i 6 referendum. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io non ho mai sentito però parlare che la gente non si assicura che le matite siano copiative, perché se la matita è normale si fa presto a cancellarla. Grazie signora, ci sono i rappresentanti di lista e tanti sono al lavoro in questo momento per tanti partiti, anche per il nostro, che verificano proprio anche queste cose. 026620 3529, Giulio, prego. Sì, abbiamo un nuovo ascoltatore, vai Giulio. Un ascoltatore chiedeva fuori onda se può andare a firmare anche oggi. Ricordiamo che sì, oggi tutti i comuni interessati al voto sono aperti. Tutti i comuni, soprattutto quelli piccoli, perché normalmente anche le sedi comunali sono seggi, sono postazioni di seggi, e dunque le anagrafi sono aperte, perché normalmente nei piccoli comuni
alle anagrafi corrispondono anche gli uffici elettorali, dunque se qualcuno ha dimenticato, perso la scheda elettorale può andarla a rifare, e dunque essendoci aperta l'ufficio elettorale è aperta anche l'anagrafe, però questo vale soprattutto nei piccoli comuni. 026620 3529, pronto? Pronto, buongiorno, sono Gianluca dalla provincia di Forlì. Benvenuto. Pronto? Benvenuto Gianluca. Grazie, salve. Dunque, io vorrei un'informazione perché io ho 2 indirizzi email, no, per la mia posta privata, eccetera. In uno io sono iscritto al mio partito, parlo di silenzio elettorale ovviamente, no, ma voglio un'informazione. Allora, io sono iscritto al mio partito, quindi loro mi mandano le mail, eccetera, eccetera, quello che non si dice. In un altro indirizzo dove non sono iscritto a nessun partito mi è arrivata un'email che dall'indirizzo si capisce bene che partito sia, e dice: cari militanti e cari sostenitori, ricordandovi che su internet e social media non vale il silenzio elettorale, vi invitiamo a eccetera eccetera. La domanda è questa: è una cosa truccata o è vero? Assolutamente vero, perché come sempre, grazie per la sua segnalazione, anzi lo ricordo anche a voi, sui social media si può ancora fare tranquillamente la propaganda elettorale che si vuole. Perché? Perché come spesso avviene... Social media su Repubblica. Sì, esatto, adesso lo diciamo. Come spesso avviene, manca una legge, una norma. La legge che vieta la propaganda elettorale non considerava, quando è stata fatta, i social media, che sono di fatto una realtà esplosa negli ultimi anni. Però, come ci faceva notare il nostro buon Giulio, si può fare propaganda elettorale su tutti i social media, evidentemente anche su Repubblica, perché uno dei titoli di Repubblica, anzi l'editoriale di Eugenio Scalfari, dice: non amo Renzi, ma oggi lo voterò e vi spiego il perché. Complimenti a Eugenio Scalfari, immagino, spero, mi auguro, insomma, tutte le parole che vanno in questa direzione, che la Lega Nord faccia immediatamente causa a Repubblica. Pronto? Pronto? L'ennesima causa Repubblica, Pronto? Pronto? Sono Luigi Sinatora dalla sede di Torino. Grande Luigi, buongiorno, bravo Luigi. Volevo avvisare che io sono qui a raccogliere le firme per il referendum, quindi quelle che scadono il 5 di giugno e poi anche il 6, quindi di venire oggi pomeriggio chi vuole, dopo le votazioni viene qua e firma per il referendum. Dici la via. Ok? La via, dici la via, l'indirizzo. Saluzzo, ma la conosco. Io la conosco, però magari i nostri ascoltatori no. Quindi Largo Saluzzo, Torino. Sì, io sono qui fino alle 5 e alle 6, venite tranquilli. Grazie Buona Luigi. Padania, grazie di tutto. Ciao. Buona Padania, un mito. Siamo col Camper Tour, siamo passati anche da Luigi, che ho conosciuto personalmente, un grandissimo militante, un grandissimo cittadino, perché ci sono persone che decidono di mettere il loro tempo a disposizione degli altri, della propria terra, della propria gente, degli interessi che intorno alla propria gente, alla propria terra ci sono, e dunque Luigi è uno di questi. Grazie mille a lui e ai tanti militanti per il loro impegno che ancora una volta in questo periodo stanno dando verso da un lato la campagna elettorale, una campagna elettorale molto impegnativa, come tanti di voi hanno visto, e dall'altra parte per la raccolta delle firme per i 6 referendum che, lo ribadisco, sono 6 referendum che fanno tornare di fatto alla normalità e che cercano di abrogare delle leggi come la riforma Fornero sulle pensioni, che hanno causato gravi problemi a migliaia di famiglie, non solo padane. Quindi 02 66 234 è il numero per chiamare e da chiamare per avere qualunque informazione rispetto ai 6 referendum che si possono andare a firmare anche oggi nei piccoli comuni. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ale, ciao. Senti, solamente una cosa, io vorrei ringraziare, sono da Risotto, non c'entro niente con Torino, ma Luigi Senatora veramente mi sembra il Salvini dei militanti, è sempre presente, sempre dappertutto. Non so se è alla tenda canadese lì all'entrata della sede, perché vive lì, è sempre disponibile per tutto e per tutti, per qualsiasi cosa. Se ogni diciamo provincia, non dico un'eccezione, ma se una provincia avesse un senatore, altro che questo punto. Grazie. Ciao ragazzi e tanti auguri. Grazie, però vi assicuro che girando con il Camper Tour, poi essendo oramai militante da qualche annetto,
Sinatora è uno di quelli proprio che sta sulla... Bisognerebbe fare, avete presente i premi, no? Quest'anno arriva primo, arriva secondo, ma sono in tanti, ve lo assicuro, in tantissime province. Noi a Milano, per esempio, abbiamo il mitico Bruno Baldi che tiene aperto un gazebo in via Dante, l'ha tenuto aperto fino agli ultimi giorni della campagna elettorale per praticamente un mese. Durante tutte le campagne elettorali, prima di Natale, lui si fa il suo mese di ferie, non alle Maldive o da altre parti, ma se lo fa al gazebo della Lega, al mitico gazebone, dal quale peraltro avrete visto anche sui video di Telepadania. Matteo Salvini ha rilasciato molte dichiarazioni, e Matteo è stato anche proprio nella sede di Luigi Sinatora durante il Camper Tour, e anche questa la potete trovare, questo video lo potete trovare su Telepadania, sul sito di Telepadania. Pronto? Pronto, ciao Alessandro, sono Germano, chiamo da Mondovì, provincia di Cuneo. Non mi hai mai sentito. Ciao Germano. Ciao, ascolta qua, io volevo solo dirvi che noi siamo andati a firmare, io e tutta la mia famiglia, no? Sì. Però c'è poca informazione, tanti, io ho cercato nel nostro piccolo, anche mia moglie, di dirlo, ma tantissimi non sanno niente del referendum. Bene, grazie, no, male che non lo sappiano, bene che tu stai facendo il tuo mestiere, il tuo lavoro, il lavoro, tra virgolette, lavoro di volontariato, in quanto noi lo diciamo sempre qui da Radio Padania, noi cerchiamo di dare delle informazioni, facciamo il più possibile passare la voce, poi i megafoni sul territorio siete proprio voi, anche perché diciamoci la verità, io ce l'ho qui davanti, il manifestino, firma i nostri referendum e torna a decidere tu. Se becco quello della Fornero, beh, francamente, oltre a noi, non so quanti altri proprio siano d'accordo, perché sapete, si toccano degli interessi abbastanza grandi. E a uno viene da pensare, ma scusa, ma i sindacati non dovrebbero darvi una mano su questo tema? Beh, però se io rispondo, se i sindacati, quando c'è stata appunto la riforma Fornero sulle pensioni, hanno fatto quella figura di palta con uno sciopero di 4 ore, poi tutto il caso degli esodati, eccetera, eccetera, non si sono più mossi, beh, se noi ce la facessimo, i cari sindacati prenderebbero una scoppola e farebbero una figura che è inutile che io aggiunga altre parole perché voi le immaginate. E dunque siamo da soli, e proprio perché siamo da soli voi dovete fare da megafono chiamandolo 0266 234 234 e quindi dando informazioni, prendendo informazioni, se ci sono anche segnalazioni da dare, nel senso, nel mio comune sono finiti i moduli. Benissimo, non c'è problema, perché il comitato rimanderà i moduli al vostro comune e quindi avrete l'opportunità di andare a votare, a firmare. 026620 35 29 invece è il numero per intervenire qui con noi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Senta, no, le volevo dire questo, Cologno Monzese che fa 50.000 abitanti, non avete mai messo, diciamo, un vostro banchetto, le spiego. Sì. Il motivo è anche questo, che qualche persona che io conosco, trovandosi qui a Milano, appunto, voleva firmare, ma non ha potuto firmare perché appunto c'era il responsabile che ha detto dopo diventa troppo farraginosa la cosa per il comune, per noi poi andare in altri comuni. E il che niente, ha detto andate nel vostro comune, però questi hanno detto no, noi in comune non andiamo, ecco, per dire, ma avrebbero firmato, ma non ho voglia di andare sul comune a chiedere datemi modo. Grazie. Grazie. Ha messo giù il banchetto, ecco. Grazie. Va bene. Ma che non ci sia mai stato il banchetto, sinceramente ci credo gran poco, però può anche essere, sottolineeremo di organizzare anche un banchetto a Cologno Monzese. Però c'è una cosa da dire, e qua veramente lo dico da cittadino, non da militante, non da direttore della radio. Allora, se uno ha, tra virgolette, paura, vergogna di andare a firmare nel proprio comune, allora ragazzi, scriviamoci giocondi e pigliamoci la Fornero, pigliamoci i concorsi pubblici agli immigrati, pigliamoci l'abrogazione della legge sul reato di clandestinità. Ma a questo punto mettiamoci pure le manette, diamo l'IBAN direttamente a Monti, Letta, Renzi, chi che siano, ci fottano tutti i soldi dal conto corrente e siamo tutti tranquilli, che almeno ci gestiscono loro e siamo sereni. Ci sono, ve lo ricordo,
circa 700 persone che sono andate al comune di Palermo, non né a Pizzighettone, né a Gonars in Friuli, né a Vigiù, né in Piemonte, né a Palermo, dicendo: buongiorno, sono entrati in comune e hanno detto: buongiorno, io voglio firmare per questi 6 referendum che hanno un'indicazione molto chiara di appartenenza partitica, e lo hanno fatto. Beh, se non lo facciamo noi a Cologno Monzese, a Cinisello Balsamo, a Gonars che ho citato prima, a Udine o a Torino, e allora ragazzi, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ma noi invece andiamo avanti, e andiamo avanti con grande coraggio, perché ce ne sono state di persone 400.000 che hanno firmato per questi 6 referendum, e quindi andiamo avanti, visto che oramai il traguardo è lì vicino. 026620 234 scusate, ho sbagliato, 0266 234 234 è il numero per chiamare, da chiamare per avere informazioni rispetto appunto ai 6 referendum. Pronto? 434. Bravo. Qual è il numero? Bravo. Sì, qual è il numero che stavi dicendo per avere le informazioni per il referendum, scusa? 02 sì 66 sì 234 234. Bravissimo, bravo. No, perché siamo stati in comune anche noi adesso per chiedere, e ci hanno detto che oggi non si poteva votare. L'ho detto prima, perché magari l'ufficio elettorale non è aperto, cioè scusate, l'anagrafe non è aperta assieme all'ufficio elettorale. Perché l'anagrafe era aperta. L'anagrafe era aperta, aveva 3 impiegati e ho chiesto come mai. Che comune sei? Di Faradata. Allora adesso per favore metti giù, richiami il numero di telefono che ti ho appena dato, e quindi li informi, così magari fanno loro la chiamata in comune. Grazie mille, grazie per questa segnalazione. Vedete perché serve ed è importante, perché tutti quanti, poi è logico, uno dice vabbè, sono molto impegnato, non posso andare in comune, visto che anche oggi, soprattutto nei piccoli comuni, c'è questa opportunità, sfruttiamola, tanto si va a votare, investiamo il nostro tempo per andare a votare, perché non si spreca mai il tempo per andare a votare, attenzione, noi lo investiamo anche per il nostro futuro, facciamo delle scelte che mi auguro siano di grande vittoria per le indicazioni che Radio Padania vi ha dato anche nelle scorse settimane, però è importante portare avanti tutto questo tema, anche il tema dei referendum. 02 6620 35 29. Pronto? Quando? Sono Roberto. Ciao Roberto. Come stai? Molto bene, grazie. Infatti ci eravamo visti a Telgate, ti ricordi? Ottimo, grande Telgate. Io sono stato giù venerdì in comune mia per firmare il 6° referendum. Sì? Mi hanno detto che non ci avevano ancora. Grazie. Allora, tutte queste segnalazioni vanno rilasciate allo 0266 234 234, posto che tutti i comuni italiani, tutti 8.000 comuni italiani hanno ricevuto i moduli di raccolta firme. Dunque basta che questi signori li stampino. Se voi non trovate se trovate l'addetto che vi dice non li ho ricevuti, gli segnalate che ce l'hanno nella loro casella email, se non la guardano è un problema loro, che stampino i moduli di raccolta firme al momento, perché tanto ce li hanno nella loro casella email. 02 6620 35 29. Pronto? Allora, sono io Antonia. Ciao Antonia. Di Bolgare. Benvenuto. Allora, vi racconto cosa Bolgare, è successo. siamo passati anche di lì con il mitico camper, siamo passati anche di lì. Ecco, ma io sono a Brumella a lavorare. Ecco, c'è la gelataia, è l'unica gelateria solo provinciale, di fronte quasi all'oratorio, dove ci sono accoltellati 10, 15, 20 indiani, giusto? Sì. Allora il nostro sindaco Cerughetti, allora gli ha avuto una bella idea, dice adesso facciamo 500 euro chi chiede residenza, perché noi avevamo anche uno che ha fatto un omicidio a Bolgare nascosto dalla sorella. Io non lo sapevo, l'ho saputo tramite la gelataia di sinistra, però voto Cerughetti. Allora cosa succede? Va in gelateria, prende un gelato, un indiano, e le dice tu votare ancora questo sindaco? E questa qua dice sì, io voto questo sindaco. Perché? Siccome c'è lista civica di sinistra, l'altro, allora le dice no, perché questo volere 500 euro per richiedere residenza. E fa, allora con questo cosa vuol dire? Io voto Cerughetti. E allora gli fa la domanda, no, ma ragazzi, però anche voi, e facciamo i bravi, perché noi non siamo Repubblica dove
Eugenio Scalfari dice chi votare, quindi non lo facciamo, siccome noi siamo bravi, fate i bravi con me, perché io sono molto bravo e paziente, però a un certo punto bisogna anche rispettare le regolette, ce ne sono così poche a Radio Padania. 026620 3529, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Voghera, vado a votare oggi a un piccolo di Montesegale perché c'ho là la residenza. Bene. Però oggi mi ha detto di prendere anche il modulo per votare il referendum, che loro sono aperti anche ai referendum. Ottimo. Ottimo, grazie signora, vede? Grazie per la segnalazione, cosa ottima, buona e giusta, perché ha fatto benissimo a telefonare al suo comune chiedendo prima se poteva fare tutto quanto assieme. Ha fatto benissimo, mi sa che oggi avremo ottimi risultati anche dal punto di vista referendario. Questo mi rende particolarmente contento, mi rende particolarmente felice, anche perché abbiamo dei ragazzi che in questo momento vi stanno rispondendo allo 0266 234 234. Quindi queste persone sono impegnate oramai da qualche tempo, anche i sabati e le domeniche. Abbiamo Eugenio Zoffili, che avete sentito anche qui a Radio Padania, che è insomma uno degli artefici di questo lavoro, e quindi mi auguro anche per loro, per il tanto lavoro che stanno facendo e i migliaia di militanti che hanno fatto gazzebate riguardo ai referendum. Dunque 0266 234 234, una chiamata, giusto? Anche per dire ciao ragazzi, come va? Quante telefonate avete ricevuto? Magari adesso li chiamiamo anche noi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Salve Alessandro, ascolti, io non so se è passata l'informazione, però non so se lo sapete, ma nei comuni tipo anagrafe non si vota. Qui a Milano, per esempio, se devi votare non puoi andare all'anagrafe, devi andare o in via Larga oppure a Baggio. Grazie. Sì, lo abbiamo detto, soprattutto nei piccoli comuni. Adesso non so se Milano possa essere considerata annoverata nell'elenco dei piccoli comuni, non credo. E quindi no, lì non si può firmare. 026620 3529, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io mi permetterei un piccolo suggerimento, piccolissimo. Siccome a pensar male si fa peccato, ma il più delle volte ci si azzecca, sì? Se i moduli per le firme dei vari referendum non sono numerati e quindi i comuni magari, chissà, possono anche volatilizzarsi questi moduli. Impossibile. Ecco, va bene. Io suggerirei una piccola cosa, se mi permettete. Prego. E cioè, siccome nella Lega ci sono tantissimi assessori, insomma persone che lavorano a livello comunale, eccetera, regionale, chiederei a questi signori di fare delle gazzebate loro il sabato e la domenica, perché c'è un lasso di tempo piccolissimo. Quindi, se loro fossero, non dico costretti, perché la costrizione non piace a nessuno, invitati a fare questi gazebo, sarebbe un'idea super ottima. Grazie. Dico io che sono ignorante. Grazie. Buon tutto. Cosa buona e giusta, assolutamente. Peraltro i comuni non è che possono fare i furbetti, perché sappiamo il comitato referendario sa quante schede vengono inviate di raccolta firme, e quindi devono tornare esattamente lo stesso numero di schede. 026620 3529 è il numero per intervenire in diretta, e invece 0266 234 234 è il numero da chiamare per avere informazioni sui referendum, su come votare, se ci sono problemi per andare a votare. Stiamo chiamando un po' ed è sempre occupato, e questo mi fa felice. Finalmente forse ce l'abbiamo fatto. Questo mi fa felice perché vuol dire che tanti di voi stanno chiamando, tante persone interessate stanno chiamando questo numero, anche perché è il numero amico, è il numero che può servire per avere info rispetto ai 6 referendum, oppure per avere informazioni rispetto a come si vota, dove si vota, se ci sono problemi, quindi magari la persona che ha difficoltà ad andare a votare si può trovare. Magari non si riesce, però il tentativo non va mai male, si può trovare anche una soluzione per andare a votare. Ale, strappiamo 30 secondi a un volontario. Eccoci, allora, pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Francesco. Ciao Francesco, come sta andando? Sta andando molto bene, un sacco di telefonate,
provenienti da tutta Italia, chiedono specifiche sulla modalità di voto e soprattutto chiedono come, se si esprime solo la preferenza di Salvini, la scheda può risultare valida. Va bene, questo poi lo diremo più tardi, ma per quanto riguarda il referendum? Il referendum, anche qui chiamano in tantissimi per chiedere se lo possono trovare al gazebo o nei comuni di residenza. Alcuni lamentano il fatto che i moduli siano finiti e non ci siano sostituzioni. Caspita, e in questo caso cosa succede? In questo caso si dice che l'ufficiale dell'anagrafe ha la possibilità di scaricarli dal sito vieniafirmare.org oppure richiederli al provinciale o al segretario cittadino. Insomma. Grazie mille, buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, buona Padania. Buona Padania, certo. Allora, i ragazzi stanno rispondendo, avete sentito sotto c'è una ragazza che stava rispondendo a qualcun altro. Benissimo, perché lo 0266 234 234 è il telefono amico, serve per tutto oggi. Proprio sai come Giulio, come quando all you can eat. Ecco, qua puoi fare qualunque cosa, puoi chiamare e dire come stai, se c'è bel tempo, dove, anzi chiedete anche il meteo intanto che ci siete, però a parte le battute, è il numero che serve e un po' di responsabilità, e questa me la piglio, se devono rispondere tanto è anche nostra, anche di Radio Padania, e questo altrettanto mi fa molto felice. Pronto? Pronto, ciao. Sono Marcello, cugino di Eugenio Zoffili. Ciao Marcello. Chiamo per fare un gran saluto appunto a Eugenio che è impegnatissimo nella sua attività. Bene. E quindi un abbraccio da tutta la famiglia. Ciao Marcello, grazie, un abbraccio a tutta la famiglia, ma alla grande comunità che sta intorno a Radio Padania e non solo, insomma, al partito a cui facciamo riferimento, la Lega Nord, e quindi a tutta questa grande comunità un abbraccio. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Enzo da Treviso. Benvenuto Enzo. Da 12 anni a Treviso, ma di origine pugliese. Sì. Meglio sottolinearlo, insomma. Ci dica. Niente, io volevo fare un appello alla segretaria, a tutta la segreteria federale, al di là di come possano andare, diciamo, l'esito di queste europee, che io presumo vadano meglio, presumo di essere piacevolmente sorpreso. Secondo me bisognerebbe continuare su questa strada, cioè di allargare su tutto il territorio nazionale, portare la proposta della Lega su tutto il territorio nazionale e anche cominciare ad andare sul centro-sud proprio fisicamente, perché secondo me l'appello sarà accolto e la Lega secondo me sarà il partito che crescerà enormemente. Grazie. 026620 3529 è il numero per intervenire in diretta, e vi ricordo, forse ve l'ho ripetuto qualche volta già in questa oretta che stiamo passando assieme, lo 0266 234 234 invece è il numero amico che potete chiamare oggi per avere informazioni sul referendum oppure per avere segnalazioni su come votare, e le 3 preferenze, 2 preferenze, una preferenza, solo la X. Posso andare a votare per esempio con la mia magliettina basta euro? Io ci vado. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io sono andato adesso, mi chiamo Mario, chiamo dalla Sardegna. Benvenuto Mario. Sono andato adesso a votare per il referendum al comune di Quartus Sant'Elena e mi hanno detto che hanno finito i moduli. Porca miseria, bisogna stamparli. Quartus Sant'Elena è un bel comune, sono più di 60.000 persone. Certo, grazie per la segnalazione. Se anche qua, se mancano i moduli, invitate l'ufficiale d'anagrafe a stamparli, basta che aprano, immagino sia già aperto, accendano il loro computer e stampino i moduli, perché la Lega Nord, il comitato referendario, ha inviato i moduli di raccolta firme per i 6 referendum a tutti gli 8.000 comuni italiani. Adesso facciamo entrare qui in studio un conduttore che avete sentito proprio poco nell'ultimo periodo, che devo ringraziare perché ha coperto tutto il copribile qui a Radio Padania Libera. Peraltro gli piace, cioè sì, dobbiamo anche dirlo. Buongiorno Marco Pinti. Ed eccolo qua, è Marco Pinti. Ti volevo fare una presentazione, sai modello quando
la signorina scende dalla scala a Sanremo e quindi c'è tutta con la musica sotto, però le mutandine le ho messe, però a differenza di Belen Rodriguez, che schifo. Amici a casa, ho tutto quello che bisogna avere sotto i pantaloni. Non oso immaginare un tatuaggio con la farfallina. La farfallina non la potete vedere, fortunatamente. Sì, ho messo un po' di culto della personalità, perché se no il regista Superman. È Superman. Ecco, sono arrivato con tutta la pompa necessaria. Allora, Marco Pinti, eccolo qua, eccolo. Quindi non so se questo sia questo stacchetto venga dalla colonna sonora di Superman o di Ben-Hur. Non lo so, scegli comunque tu, va bene. chi preferisci? Tra Superman e Ben-Hur. Dai. Ben-Hur, ti ricordi quei film? Marco ha appena parcheggiato la biga. Esatto. La biga con 4 cavalli, però, perché lui, insomma, lui conta, non c'ha quella a 2 cavalli, ma c'ha quella 4 cavalli, sai quanta biada? Sì, c'è infatti qua Bocchio che è preoccupatissimo per la sua erba. Sì, spieghiamo, Bocchio è la giardiniere che si occupa, esatto, anche del giardino di Via Bellerio. Esatto, allora di cosa stai parlando? Indovina. Referendum. Bravo! E che numero stavo dando? Lo 0266 234 234, che è il numero amico al quale tutti quanti possono chiamare per dare segnalazioni, perché per esempio adesso ci ha appena chiamato un ascoltatore da Quartu Sant'Elena, Sardegna, è andato per firmare il referendum e gli hanno detto che non ci sono i moduli. E quindi? E quindi chiami lo 0266 234 234, dici che comune è e incomincia uno stalking telefonico prima al comune, diciamo, individuato, poi a tutte le autorità competenti, l'ONU, la NATO, e si segnalano gravi violazioni di democrazia in questo Messico mediterraneo, e Quartu Sant'Elena entrerà nella blacklist di questa campagna referendaria. Sai che mi sta venendo in mente, quasi quasi possiamo anche stamparlo noi e portarlo direttamente al... Si può anche fare questo. Alla fine, se voi segnalate lo 0266 234 234, qualcosa succede, una qualche soluzione al vostro problema la si trova, o comunque si fa di tutto per trovare. Esatto. Problemi in famiglia? Il gatto non mangia più i croccantini? Magari non chiamate chiedendo domande aperte di questo tipo, ma come dicevamo ieri, anche domande del destino, usatelo come libro del destino. Devo fare questa cosa? Sì, no? E l'operatore dice sì o no. Cioè, gli asparagi lessi, tipo, quanto devono essere lessati? Bisogna mettere sì, no, perché sennò il povero operatore, nel senso, si sente... Ok, allora, gli asparagi lessi devono restare più 20 minuti? No. E li togli via. Li tolgo dall'acqua. Va bene. 026620 3529 invece è il numero per intervenire in diretta. Abbiamo già un ascoltatore pronto. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, ho abbassato la radio. Volevo sapere se vengo da voi in Via Bellerio per bere un buon caffè padano, posso venire a firmare anche il referendum in sede? Di dov'è lei? Io sono di Cassina de' Pecchi, provincia di Milano. E famolo, però stasera dopo le 23, anzi dopo le 22:30, perché Radio Padania comincerà una diretta alle 22:30 che sarà una diretta non stop, non so fino a quando andremo avanti durante la notte. Qua ci saranno avvicendamenti, allora di base c'è Pierluigi Pellegrini, poi a lui che già insomma fa stazza, fa peso, è veramente un giornalista di peso. Nel vero senso della parola. E assieme a lui qua qualcuno si aggiungerà in base anche alle dimensioni dello studio, perché immagino che, sai, se va bene, se va tanto bene, qua alla fine ci sarà... Esatto. Se va male ci sentiamo questa notte con Marco Pinti dalle 2 di notte, elaborazione del lutto su Radio Padania, ci sarò io. Assolutamente no, impossibile. 026620 3529, pronto? Ciao ragazzi, sono Mauri dal Lago di Garda. Ciao Mauri. Ciao a tutti e due, ciao. Allora vi sento belli allegri. La giornata del voto, noi siamo allegri sempre. Sei un grande piccolo Pinti, perché so che sei giovane, cosa sei? Cos'hai? 23, 25 28, anni, no? Grazie comunque. 28? Sì. Ecco, ti ricordi che avevo parlato del pensiero di Bobby Sands incastonato nel cervello del grande Matteo, ti ricordi? Sì. Ecco, guarda che io ho fatto la radio per diversi anni. Tu che sei il direttore, Alessandro, sì, ok, pensavo mi raccomando, mettilo sotto, perché questo ragazzo qui ha veramente dei grossissimi numeri, non sto scherzando. Ha dei numeri, ragazzi, e te li dico io i numeri.
Sì. Grazie Mauri, te li dico io, 0266 234 234, è il numero del telefono amico. Pronto? Mauri, poi dopo facciamo quel bonifico. È anche interista, Mauri, quindi ce li ha, guarda, tutte le qualità del mondo. Mauri, grazie. Vai suo zio. Pronto? Esatto, zio Mauri. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Buongiorno. Prima volta che chiamo. Benvenuto. Buongiorno. Allora, io sono andato a votare il referendum e sono andato in un gazebo della Lega e poi ho provato anche a sentire gli amici, i parenti, no? Sì. Che cosa ne pensavano. E tutti, diciamo, partecipano all'idea, però poi quando è il momento di fare i fatti, si sa come funziona un po', no? E io ho notato questo. Secondo me qualcuno ha vergogna andare in comune. Ecco, questo è secondo una mia idea. Grazie per la segnalazione. Però allo 0266 234 234 regalano anche delle maschere, tipo quelle, perché chi si vergogna può andare con la maschera. No, però allora tu immaginati uno che va e dice: buongiorno, sogno a Palermo e voglio firmare. Io non sono capace. Il referendum della Lega. Ecco. L'impiegato dall'altra parte sbarra gli occhi. Dice: minchia, ha sotto la scrivania un pulsante per queste situazioni. E lo fanno a Palermo, a Palermo, e a Verona non lo fanno. A Verona dove c'è così. Ma no, a Verona lo fanno. Ma lo fanno alla grande, mi auguro. Perché, ragazzi, se non ci si mette la faccia, adesso abbiamo visto tanti migliaia di militanti che si sono impegnati durante queste settimane, ci hanno messo la faccia. E quindi adesso, se uno ha vergogna, ha paura, non so di cosa, per abrogare la legge Fornero, poi non si vada a lamentare se la pensione gliela danno 87 anni, se porta almeno 4 stampelle e non 2, vai in sedia a rotelle, perché se no... Esatto, se no, vabbè, allora tanto vale. Non lo so. Lasciamogli l'Iban. L'Iban direttamente a loro. Alla Fornero. Fate quello che volete. Sentite, esatto. Noi siamo andati col camper tour proprio ormai a casa. Siamo più o meno così, Ci siamo. Proprio a casa della Fornero. E sai cosa le abbiamo regalato? Cosa le avete regalato? Il cipollone. Bravo. Vedi che vi seguivo a distanza qua. Per farla piangere veramente. 02 6620 3529. Pronto? Pronto? Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Buona Padania. Ciao. Sono Davide da Lecco. Sentite, io sono appena stato nel mio comune per andare a votare il referendum, non so, me l'ho scambiato con un marziano che è venuto giù dall'astronave perché mi ha detto: ma no, oggi si fanno solo ed unicamente diciamo, le votazioni comunali e europee. Se vuole venire a votare il referendum, mi ha detto martedì mattina. Va bene, è corretto, perché come ho spiegato prima, soprattutto nei piccoli comuni dove l'anagrafe corrisponde anche all'ufficio elettorale, è aperto tutto e quindi vale tutto in quell'ambiente. Ma nei comuni un po' più grandi, se hanno l'anagrafe separata dall'ufficio elettorale, è logico che chiaramente non danno questo servizio in questa giornata. Però chiedere non costa nulla, quindi proviamoci. Chiedetevi sarà dato. Prendiamo un'altra telefonata? Pronto? È pronto? Sì, buongiorno. Allora ragazzi, siete il nostro futuro, il futuro della Lega siete voi. Ascolta, allora, io sono andata tempo fa per firmare questi, non c'erano i moduli nel mio comune, però poi sono riandata e c'erano. Praticamente sono molto disponibili, anche se non sono... Sì, non è che comune è? No. Che comune è? Faradadda. Fara, bene. Ecco, allora, però ti dirò un'altra cosa. Siccome io e mio marito abbiamo 2 residenze diverse, lui abita a residenza a Cassano, ed è un militante e ha fatto tutti i gazzetti. Guarda che è vero a quel signore che ha detto: gente che si vergogna a farsi vedere, a venire a firmare i 5 quesiti. Te lo posso garantire io. Ciao ragazzi, grazie. Buona Padania, speriamo bene. Ciao. Sai cosa avremmo dovuto fare? No. Il timbrino come in discoteca, no? Uno viene a firmare e tu gli fai il timbrino. Poi se lo vedi in giro e si lamenta e non ha il timbrino, no cazzo, e non vale, non ti orwelliana come proposta. Porca miseria, metti il timbrino, firmi, metti il timbrino, poi se ti lamenti per la legge Fornero sono affari. Alessandro, già c'è gente che si vergogna, se tu gli dici che li timbri a poco, capisci che questi chiudono in casa. Pubblicità. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano combatte ogni giorno per cancellare il cancro.
Insieme ce la faremo. Dai il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori. La tua firma conta molto. Codice fiscale 800 182 301 53. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Salve, sono Giovanna dalla Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 €. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:04. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il mondo ancora pensa che sia stato un terremoto ed è preferibile che continui a pensarlo. Hanno risvegliato una forza della natura. Mentite, non era un terremoto, non era un tifone. Tutti quei test nucleari nel Pacifico. Voi non avete idea di chi sta arrivando. Godzilla, dal 15 maggio al cinema. In contemporanea con il Festival di Cannes. Ho assunto una ragazza, era quasi morta in un incendio. Tua sorella forse è tornata. Un film di David Cronenberg. Non ti permetterò mai di mandare di nuovo all'aria la mia vita. Ora finirà tutto. Robert Pattinson, Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack. L'amore è più forte della morte. Maps to the Stars, dal 21 maggio al cinema. Non sono un soldato. Certo che no, sei un'arma. Vivi, muori, ripeti. Ora rivivo lo stesso giorno a ripetizione. Per salvare il futuro deve cambiare il passato. Dal regista di The Bourne Identity. Forse è meglio ricominciare. Ma dai! Tom Cruise, Emily Blunt, Edge of Tomorrow, Senza domani, dal 29 maggio al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Tornati in onda. Eccoci. Dopo il piano tariffario, eccoci qua. Il piano tariffario europeo si vota fino alle 23. C'è l'incognita astensione. Chi sarà questa astensione? Poveri giornalisti, questo devo dirlo. Cioè, cosa scrivi a mezzogiorno? Non hai ancora nessun dato che scrivi incognita astensione. Allora, amici che come me siete in crisi d'astinenza da risultati elettorali, vi comunico che tra un'oretta dovremmo avere il dato dell'affluenza parziale,
che per chi come noi è un tossicodipendente della politica si può iniziare a speculare e a fare delle proiezioni fantasiose. Io invece sai cosa? Quando ci sono le elezioni vado al seggio, sto a seggio, frequento, incontro, bla bla, però mi disinteresso di tutto, nel senso sono lì, qui ed ora, è presente? Mi disinteresso di tutto, non mi interessa quanti sono andati a votare, zero, perché poi alla fine si vedrà. Sai com'è quando uno dice sta per tirare il rigore, l'ultimo rigore, chiudi gli occhi e chiudi gli occhi e tieni solo le dita, tra le dita guardi e dici madonna no, non guardo, però poi guardi e alla fine segnano e vinci, perché noi vinceremo. Ecco, speriamo. No, vinceremo sempre, perché noi chiamiamo lo 0266 esatto. 234 Lì vincete sempre. Questi li gioco all'otto. Esatto. Allora li gioco all'otto con Ciccio Zoffi. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, Giuliano De Regini, buona padrona, sono stato a votare, ti ho portato anche un mio amico. Volevo sapere una cosa, hai sentito, non so se avete detto, voi non mi ricordo dove l'hanno detto per radio, che la Merkel ha tolto i contributi agli approfittatori extracomunitari. Non so se avete sentito anche voi. Boh, adesso guardiamo. Ha tolto i contributi agli approfittatori extracomunitari. Non ho capito cosa vuol dire. Ma adesso guardo Merkel extracomunitari e poi vediamo se esce qualcosa. Intanto salutiamo l'ascoltatore e prendiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io non capisco, le persone dicono che si vergognano andare a votare. È roba nostra. Devono capire quello, che è roba che fa bene a noi. Ma che gente sono queste? Sono proprio dei beduini, Chi non va a firmare un beduino mi piace, però timbrato. Esatto. No, non venite davvero timbrati, è un'idea così che Alessandro Morelli sta lanciando per scherzo, diciamo, nessuno viene timbrato. Noi facciamo gli scherzi. Le vostre firme rimangono segrete. La Merkel taglia i sussidi agli immigrati fannulloni, la cancelliera contro i turisti del welfare, stranieri che si trasferiscono in Germania solo per ottenere le generose indennità di disoccupazione. Questo è il giornale.it di 2 giorni fa. Allora sono nei guai. Sì. Perché io sono cittadino. Sei cittadino tedesco per avere bello sussidio di disoccupazione. Prendiamo telefonata. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, chi sei però? Da dove chiami? Buona Padania. Stammi a sentire, levami questo dubbio. Sono andato a votare. Sì. E ho messo... Hai messo la X sul simbolo che preferisci e al massimo 3 preferenze. Di queste 3 preferenze 2 devono essere uomini e una donna, oppure 2 donne e un uomo. In nessun caso 3 uomini e 3 donne. Già, caspita. Sì, sembra cosa Bradford, ti ricordi? Quanti erano? Io sono troppo giovane forse per casa. No, mi è crollato. Sì. Mi ha ucciso, mi ha detto che sono vecchio. No, beh, siamo entrambi diciamo dei post giovani, perché io Alfa ad esempio l'ho visto il telefilm. Alfa. No, Alf l'alieno, non Alfa. No, Alfa vabbè è un altro discorso. Ridammi del vecchio. No, non ti do del vecchio. Adesso voglio sapere chi ha visto Alfa, anche se non mi ricordo neanche io che cos'era, perché ero forse bambino. Io spero che ci siano degli ascoltatori. Cos'era Aquila Luna? Ti ricordi? Giulio Cesare. Spazio 1999? Spazio 1999. Allora, potete anche raccontarci le vostre serie TV preferite, ma intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao, io volevo votare 3 transgender, ma non sapevo cosa scrivere di preciso. Devo metterli come femmina o come maschio? È un bel problema. Non è che mi annullano il voto, perché stai essendo importantissimo, ci tengo. Ecco, bravo, allora rifletti che oggi comunque continua il silenzio elettorale dal punto di vista della propaganda, non si può dire che cosa si è votato, né noi vogliamo in qualche modo influenzare, ma sei a casa in alcun modo vorremmo fare. Noi non possiamo, però allo 0266 234 234 qualche info in più la possono dare. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Goffredo, leghista di Romagna. Grande Goffredo, com'è andato il voto con la mamma? Sempre bene. Bene. Volevo darvi una piccola annotazione allegorica, avendo visto quello che è stato scritto su Repubblica. Prego. Puramente allegorica. Cari fratelli, quando tornerete a casa troverete Eugenio Scalfari. Fate una sberla a Eugenio Scalfari e dite: questa sberla
se la dà la Lega, perché pubblicare indicazione di voto ad urne aperte è davvero pecaloma. Grazie. Grazie, davvero? Non ti preoccupare, Scalfari ha capito, perché è gente che ha un dizionario con tante parole che noi magari non conosciamo, quindi pecaloma io ho capito. Fecaloma. Fecaloma, grande Carnelli. Favi di Fuca, quindi. Ah, sì, capito. Ma io la capirò tra un paio d'ore. Esatto, di chi era il dizionario di ieri? Di Danilo Caravà. Ah, di Caravà. Questa la aggiungiamo. Il Caravà. Nel Caravà 2014 la aggiungiamo. 026620 3529 è il numero per intervenire qui. Però comunque, c'è un altro numero. Che roba che Scalfari scrive che vota Renzi, non avrei mai detto. No, lo annoveravo in esatto. Poi su Repubblica c'è un giornale che non si è mai schierato. Ma che strano. Incredibile. Che strano. Pensa se lo avessero scritto sulla Padania. Quello sì. Beh, c'è la notizia, se sulla Padania c'era scritto non amo Renzi ma lo voto, firmato dal direttore, faceva veramente notizia. Era una cosa abbastanza scena e magari anche il Corriere la citava. No, bella, la Padania di oggi, molto bella, vi consiglio di andarla a prendere perché proprio dice tutto. La cosa più utile da fare è comprare la Padania mentre si sta andando a votare e portarsela al seggio, perché è il giornale di partito e ce lo possiamo portare tranquillamente. E magari, sapete, c'è il 10% delle persone che vanno a votare, decidono cosa votare negli ultimi metri prima di arrivare al seggio. Lo sapevi? Sì, lo sapevo perché io ieri ho chiamato un mio amico che era indeciso e gli ho detto: ma che cosa può farti cambiare idea? E lui mi ha detto: nulla di politico, dipende domani come va il compleanno, la festa di compleanno dei miei bambini, se mi diverto o non mi diverto, e se vedo che è tutto a posto lungo la strada per andare al seggio. Allora, due domande: hai regalato alla signora, alla moglie del tuo amico, la maglietta sono una mamma, non un genitore uno o due? Certo. Quindi già questo è un punto a favore. Sì, però attenzione che non funziona sempre, ci sono anche quelli che se vengono troppo bombardati da un messaggio poi mi fuggono dall'altra parte. Allora dici che se vado con la maglietta che ho addosso basta euro? Questa funziona in generale. E quindi diciamo per la pesca grande funziona. Quando invece nel caso dell'indeciso e peraltro con rapporto umano, allora lì devi fare veramente una maglia fine, devi andargli dietro. Un lavoro proprio qua di cesoia. Esatto, no, quello di cesoia. Di cesello. Di cesello. Cesoia è un'altra roba. 02 6620 35. Tu vuoi timbrare la gente, usare la cesoia. Niente, ma da quando è arrivato radioviolenza, da quando Pinti oramai ho sbracato completamente. Chissà com'è. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ci riporti sul binario, signora. Ma siete simpaticissimi, andate avanti così, ci fate divertire. Senta, io però ho una notizia, io ho risposto, però non vorrei aver dato una risposta fasulla. Allora, mia cugina adesso è tornata dal voto, mi telefona disperata, dice: ho messo i nomi ma non ho messo la croce sul simbolo. Sei un po' interdetta, dall'altra parte le veggia, e c'è un po' la Vabbè, comunque il voto è valido, Sì, sì, Oh, perfetto, quello che volevo sapere. Sì, Grazie, molto arrivederci. L'auspicio è che i nomi fossero della stessa lista nella quale lei è. Ma certo, ma che domande, ma è ovvio. Speriamo non abbia scritto Pinti, perché sennò. Nel caso annullano la preferenza, E poi non si capisce chi voleva votare. Beh, fate perdere del gran tempo. È un casino, Non è che tutti gli scrutatori ma perché poi la lista. Chi è stato rappresentante di lista sa che insomma ci sono le persone che sbagliano il cognome, vabbè, se al posto di Pinti scrivono Panti, vabbè, si capisce e vai. Però sai perfettamente quanti ci sono di quei casi veramente da campionario. Ma quelli che votano magari molto semplice, due partiti, due simboli con le preferenze giuste. E lì ovviamente non è valido. Però entri nella parte psicologica, cioè questo qui era convinto davvero che poteva votarne due, ha perso del tempo. Poi magari neanche tendenzialmente alleati, proprio da una parte e dall'altra dell'agone politico. Sì, beh, poi quando ci sono i voti disgiunti, in questo caso non ci sono, ma lì si vedono veramente dei viaggi ideologici meravigliosi ogni tanto. Sì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Ciao Giusy. Io vorrei leggere una chicca abbastanza carina presa da Italia Oggi del 21 maggio, nella rubrica Brioche e Cappuccino, tra l'altro di Riccardo Ruggeri, grande giornalista che è intervenuto anche a Radio Padania con Cainarca, c'è un'affermazione molto divertente. Elezioni europee, bel dilemma.
votare il buffone o il bluffone? Questo è il bel dilemma ci accompagna oggi in questa giornata elettorale. Ma io non lo so, ragazzi, ma voi non la sentite nell'aria che tra poco avremo dei risultati elettorali? Comunque siano, saranno dei risultati. Stiamo votando, è incredibile. Ovviamente non per il governo, non montatevi la testa. Per quello bisogna essere pronti e vaccinati, e tutta l'opinione pubblica deve essere allineata e allevata con cura dai mezzi di informazione almeno per altre 2 anni. Ma oggi votiamo per le europee. Che spettacolo, che spettacolo. Fate sentire anche la vostra gioia allo 0266 20 35 29, la gioia di votare finalmente. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, John da Brescia. Mi avete fatto riflettere con quel discorso di pensare agli ultimi metri prima del seggio. Sì. Andate a soldare un po' di rom, un po' di dauri fuori dai seti e chiedere l'elemosina, così nell'entrare magari qualcuno c'era l'idea giusta prima di entrare. Guarda, una buona notizia, ce ne sono sicuramente anche fuori dai seggi. La cattiva è che non li abbiamo assoldati noi, ma ci sono di fatto, nel senso, e quindi sicuramente poi quando l'evidenza si vede per le strade, poi uno si spera si faccia qualche domanda. Il problema non sono le domande, il problema sono le risposte oggi. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, buongiorno. Scusa, no, volevo dire, sono Marco dalla Spezia. Sì, ciao Marco. Volevo dire, ma sono in diretta adesso? Sì, sei in diretta. Ah, ecco, volevo dire, ma a quanto siamo arrivati per il referendum come numero, lo sappiamo? Si diceva l'altro giorno intorno alle 400.000 firme. Ah, ecco. Quindi siamo proprio all'ultimo chilometro. Certo che perché siano valide, scusami che adesso ti rispondo completamente, perché siano valide. Finisce quando? Il 25 giugno? Quando è che finisce? Quando finisce, Ale, esattamente? Dobbiamo finire la raccolta dei primi 5 referendum tra i primi giorni di giugno, e poi c'è ancora il sesto che, insomma, sul quale bisogna... ecco, no, perché appunto, visto che in comune la gente dice che ci vergogna andare, voglio dire, bisognerà poi incrementare i gazebi in giro allora, probabilmente, se no non ce la facciamo. Grazie, certo, è l'ultimo chilometro. Comunque vi raccomando una cosa, ecco, siamo a 400.000, nessuno pensi, ci siamo quasi, perché storicamente bisogna superare di molto la soglia delle 500.000, perché certamente ci saranno alcuni che hanno firmato 2 volte, qualcuno che magari ha la firma non leggibile, qualcuno che è stato firmato su un modulo che non c'era il timbro del comune. Insomma, è bene avere un bel margine di sicurezza per arrivare appunto a votare, perché questo chiediamo alla fine, di andare a votare per fermare la possibilità per gli stranieri di partecipare ai concorsi pubblici, per abolire le prefetture, per abolire la riforma Fornero, per abolire la legge Mancino, per abolire la legge Merlin. E l'ultimo referendum per cui potete votare è quello per ripristinare il reato di clandestinità. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Ale, sono informazioni di servizio. Io sono qua a un seggio in via Venini, presente il seggio in via Venini, e ci sono alcuni che vengono a votare che con questa votazione hanno finito la tesserina. Normalmente bisogna andare a rifarla in via Messina 52, però eccezionalmente oggi, per quanto riguarda il mio caso in via Padova, sono aperti anche le singole sedi locali del comune, quindi uno, se non vuole andare a perdere tempo perché è troppo lontano, oggi sono aperte anche a livello locale, almeno per via Padova mi hanno detto che è così, le singole luoghi comunali, quindi per rinnovare la nuova tessera, la nuova certificato elettorale. Grazie, certo. Grazie per l'informazione. Quindi a Milano c'è anche questa possibilità. 026620 3529, pronto? Scusate, però per il tipo di domande che avete fatto, le ultime 2, sono proprio le domande da fare allo 0266 234 234, perché finora vi va bene che io e Lale avevamo la risposta, però magari non sappiamo alcuni tecnicismi, non sappiamo alcune risposte precise. Allo 0266 234 234 vi danno proprio la risposta precisa per tutte queste cose, e soprattutto gli viene segnalata questa questione, e anche le informazioni come quella che ha dato l'ascoltatore che abbiamo appena sentito possono essere messe in rete a seconda dell'utilità. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buona Padania. Buongiorno. Chiamo dalla provincia di Sondrio.
Le volevo chiedere, ma già stanno ritirando le schede dei referendum? No. Perché mi hanno detto che fino ad oggi si può firmare, poi basta. No, si può firmare ancora fino ai primi giorni di giugno, più o meno il 2 allora giugno. come mai? Sicuro? Sì, Provincia di Sondrio, Sicuro. Perché hanno chiamato perché hanno detto che bisognava consegnare le Signora, firme. chiami lo 0266 234 234 che è il numero giusto da fare per avere proprio queste informazioni, visto che ci sono dei ragazzi preposti a rispondere a queste domande. 026620 3529 invece è il numero per intervenire qui in diretta. Pronto? E sono io? Sì, ciao, chi sei però? Da dove Franco chiami? da Cuneo. Ciao, Scusate Franco. se telefono prima del tempo, ma il problema è che quando sento la parola Fornero, siccome sono un esodato, eccetera. Allora, mi è venuto in mente che non tutti sanno che la Fornero in realtà si chiamava Elisa e da piccola studiava il pianoforte, no? E suonava per Elisa. Sì. E a forza di suonare per Elisa, un giorno ha perso un dito in un incidente e adesso suona per Elsa, no? E poi mi è venuta un'altra battuta. Sapete Dai, che differenza che riguarda proprio le cose elettorali, e cioè sapete che differenza c'è fra le balle e i coglioni? Le balle sono quelle che si contano, i coglioni sono quelli che ci credono. Ecco, parlando di giornali, grazie di avermi fatto sfogare. Grazie, prego. Sì, non ma- serve a niente, però lui si sente meglio, ho capito. si calma i nervi, capito? Allora, abbiamo ancora delle telefonate? Se sì, telefonate allo 0266 20 35 29. Hai detto Pronto? Cecil? Se sì, Cecil, telefonaci anche tu. Dai, telefonaci anche Cecil, tu. chiamaci. Per te non vale il silenzio. Esatto. Pronto? 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 Buongiorno. Sono io in linea? Sì, prego. Grazie, buongiorno, saluti a tutti. Senta, io ho una curiosità. Come si chiama, signora? Mi chiamo Agnese, Benvenuto. volevo porle una domanda. Visto e considerato che si è, diciamo, ventilato l'ipotesi di prendere le impronte digitali a tutte le persone, no? Dove? Volevo No, mi scusi, chiederle, aspetti, dove è siccome stata i clandestini, pronto? Sì, non ho capito però la domanda, cioè dove è stata... Ecco, siccome i clandestini sono la maggior parte, diciamo, che gira, diciamo, e che ha più facilità a delinquere, no? Sì. Le impronte, scusi, Sì. le prendono solo le persone oneste che lavorano? No, le che hanno prendono anche i un'abitazione? clandestini. Come? Le prendono anche i clandestini, le impronte digitali. Ma chi? La Ah, ho polizia, quando capito. li arresta. Allora, sì. scusatemi, buongiorno. Buongiorno. Va bene, ma perché bisogna prendere le impronte digitali a tutti? E quando vengono arrestati? No, a tutti quanti. No, cioè? La signora ha detto, c'è questa idea di prendere le impronte digitali a tutti quanti, anche ai clandestini, quindi. Ma allora, quando Ma quando a me mi arrivano- prendono l'impronta digitale. A te l'hanno preso? Tu hai fatto Quando? militare? No, grazie a Dio no. Ma questo ragazzo per lo Stato è un italiano. debosciato. Avete sentito? Per lo Stato italiano. No, se fai 3 su giorni. Radio Padania a sentire queste robe sul servizio militare e noi che eravamo sul carso, prendiamo la telefonata. Se fai 3 giorni, ti prendono impronte digitali. Non l'ho fatto. Cosa sono i 3 giorni? Allora, tu sei giovane, madonna, ragazzi, ma qua gli dobbiamo spiegare tutto. Giulio, intervieni tu. Cos'è il CAR? Il CAR è il corso di addestramento reclute. Centro. Allora, qua una volta c'erano i 3 giorni. Allora ti dicevano, fai sti 3 giorni, che andava bene a tutti, perché chi faceva la scuola, andava male per chi lavorava, perché perdevi 3 giorni di lavoro, ma per chi faceva la scuola erano 3 giorni di vacanza. Bellissimo, quindi 3 giorni a cazzeggiare con gli altri. Allora facevi 3 giorni, c'erano tutte delle visite psicologiche, cazzi e mazzi, roba del genere. Allora, praticamente alla fine di sta roba ti prendevano le impronte digitali, ti facevano tutte queste visite e ti dicevano tu sei C1, C2, C3, C4 oppure rivedibile, che sono le varie categorie. E infine c'era proprio quello, sei un debosciato, Esonerato. stai a casa tua. Allora, sostanzialmente poi i rivedibili dovevano rifare i 3 giorni l'anno dopo. E quindi era proprio il top, perché perdevi altri 3 giorni di scuola. E tutto questo, in tutto questo, ti prendevano le impronte. Quindi le impronte di noi vecchietti ce le hanno tutte. Ce le hanno tutte, Tutte ce le hanno. Ah. Sì. Io sono invece i nati all'85 siamo stati i primi imboscati di Stato proprio. Ah, gli imboscati. Sì, Hai siamo stati i capito primi. qua? Ce l'abbiamo un lavativo. Sì. Ho fatto servizio civile però. Penso. Hai fatto bene, Così dove? qualora a Varese, così qualora scoppi la guerra non mi posso neanche richiamare perché io ho obiettore. Lui obietto. Alessandro, ricordiamo il motto di Marco.
meglio fare il lavativo che il lavavetri. Bravo, questo è bellissimo. Questa la mettiamo assieme alle battute esatto. Ah, ma 026620 3529, per favore alziamo un po' il tono. Pronto? Dai, dateci una mano voi da casa. Tocca a me? Sì. Eccoci. Ciao, sono Mario da provincia di Varese. Niente, a parte il discorso del voto, che l'affluenza per il momento è ancora bassa in questa zona, speriamo che migliori. Ma tornando al discorso delle 500.000 firme, permettimi una considerazione, anzi due. Una, i leghisti, se fossero solo 500.000 ci sarebbe da spararsi, quindi basterebbe che tutti i leghisti avessero votato già la prima settimana, avremmo raggiunto il quorum. Gli esodati sono circa 360.000, già solo loro erano i 2/3 delle firme che servono. Com'è possibile che non siamo ancora arrivati lì dopo tutto questo tempo? Cioè qui c'è qualcosa che non torna, o i leghisti sono comunque paragonabili ad altri, no? Che non sono seri, e quindi, visto che chi non è toccato dal problema, e mi è capitato di avere discussione, cioè io sono pensionato, con degli altri pensionati, e dire loro, ma perché tu c'hai la bocca piena e ancora per il momento la tua pensione è sicuro, te ne freghi di quelli che sono per strada. E io mi incazzo un pochino vedendo che la mentalità che c'è in giro è di questo genere, mi incazzo sul serio. Ciao. Ma sì, ci sono dei discorsi in più da fare però, perché uno, i referendum sono stati promossi unicamente praticamente dai medium della Lega, quindi dalla radio, dai medium, anche da quelli che ti rispondono allo 0266 234 234 di notte, fanno in modo che si sognino i referendum in tutto il... C'è anche Alfredo Lissoni. C'è anche Alfredo Lissoni, il coordinatore vero è lui, quindi questo per la radio, per il giornale, per i nostri esponenti del movimento che ha promosso questi referendum, sono gli unici che hanno fatto campagna referendaria. Per il resto tanta gente, non so se anche voi condividete questa sensazione, quando gli si dice firma per il referendum, anche gente che è ovviamente felice di votare qualcosa proposto dalla Lega Nord, ti dice ma non sapevo ci fossero i referendum. È tutta una questione anche di informazione, certamente. Poi c'è certamente nel grande mondo degli elettori che nel 2013 avevano votato Lega, erano più o meno 1 milione, non è che in quel 1 milione di persone sono tutte pronte, preparate, attente e sensibili. C'è anche chi, come dice Alessandro, dedica al voto la decisione di cosa votare gli ultimi 5 minuti della giornata del voto, quando arriva lì e si trova la scheda. Quindi è importante anche avere tanti rappresentanti di lista. Esatto. Adesso magari qualcuno ci sta ascoltando da casa perché sta facendo la pausa pranzo, ma poi tornerà subito al proprio seggio con il bel bollone. Esatto. 026620 3529, pronto? Buona Padania. Buona Padania. Verese Verusca, Monza Brianza. Una cittadina portoghese con la cittadinanza italiana. A proposito delle impronte digitali, ogni volta che vado a rinnovare i miei documenti lì al consolato portoghese a Milano, io devo essere le mie impronte nelle carte di identità. E per me non è un disonore, anzi. Mi può anche togliere qualche impiccio, perché loro avendo la mia impronta possono scartarmi subito che non sono stata io a fare qualcosa. Certo, e ogni volta le deve rilasciare, non la conoscono ancora. No, cambia dito lei, signora, dica la verità. Ogni volta che si rinnova le carte di identità, proprio c'è proprio la sfida dell'impronta proprio nella carta di identità, ve l'hai vista? Se l'avevo fatta vedere a Bossia quando ero venuto a Arcore. Grazie. Per me non è un problema mettere le impronte. Beh. Grazie, ma le impronte sono uguali in tutte le dita, vero? Non lo so. Cioè, se tu metti l'indice e poi l'alluce o il medio, non lo so. Secondo te, Giulio, sono uguali? Ma guarda te che roba, adesso vado su internet. Intanto io prendo delle telefonate. Vai, pronto? Vai. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Enzo, chiamo da Milano. Ciao Enzo. Io avevo dato un suggerimento che non mi sembrava una sciocchezza, non mi sembrava completamente stupido. Vai. Quando si firmano i referendum, sarebbe bene prendere anche la mail di questa persona, in modo tale che quando ci sono altre iniziative analoghe gli si può mandare un avviso collegato direttamente al CAP, in modo che lui sappia dove andare a firmare per i prossimi referendum. Certo, questa è una cosa che viene fatta a volte da coloro che hanno un sistema organizzativo più efficiente rispetto ad altri, e certamente un'ottima idea, un ottimo stimolo da lanciare qui da Radio Padania, perché chiaramente c'è una
un certo oscurantismo da parte dei media per queste che sono delle iniziative democratiche, un sistema di mail fatto così è certamente un modo per bypassare, per far arrivare il messaggio direttamente a chi può avere interesse appunto a riprendersi in mano il suo destino, come è nella battaglia referendaria, che sostanzialmente si torna a votare. Un bellissimo suggerimento, grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Telma da Torino e quindi la prima cosa voglio dire che io ho firmato tutti i referendum, ho dato il 2 per 1000, sì? Ho fatto il mio contributo alla radio e questo vuol dire anonimamente essere leghista. Un complimento enorme a Luigi perché da Torino è grandioso, è sempre lì, in battaglia. E poi voglio dire anche che come la signora è portoghese, anche noi argentini abbiamo l'impronta digitale sia nel passaporto che nella carta d'identità, e per noi è una cosa normalissima, già che un paese, il mio paese, il mio stato è fatto da gente immigrata. Noi abbiamo sempre avuto l'impronta digitale, la penso come la signora, che così uno tranquillo. Voglio fare i complimenti di cuore a Pinti, che fa passare del pomeriggio molto interessante, piacevole e divertente, e non mi fa più rimpiangere Ortelli. Grazie mille. Bene, grazie mille. È come una dichiarazione di voto. Grazie mille, signore. Poteva fare. Come le tue tasche, quegli IBAN crescono. No, ma la signora è argentina, c'è un grande comico argentino che si chiama Enrique Pinti, e quindi secondo me io freudianamente sono aria di casa per lei. 026620 3529. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo informarvi che sono Marco da Olbia. Ciao Marco. Buongiorno. No. Hai appena votato e questo ci fa piacere. Abbiamo votato e c'è poco movimento, però siccome sta arrivando anche brutto tempo, confido che molti concittadini abbandonino le spiagge e vadano a votare. Già, grazie. Perché c'è anche questo, certo, cioè noi, oggi io e te Giulio Cesare Carnelli siamo qua nel bunker e quindi di qua non ci si muove. Adesso io però vi devo lasciare, quindi io mi muovo. Però torno perché stasera dalle 22:30 faremo una diretta micidiale, nel senso che vi terremo compagnia tutta la notte magari. Può darsi. Sentiremo stappare le bottiglie. Vedremo come va. Io ho uno spazio di diretta giusto poi dalle 14 alle 15. Vi preannuncio già che parleremo appunto della scaramanzia e di tutto quello che si può fare di irrazionale per fare in modo che il risultato sia quello che speriamo. Quindi dalle 14 alle 15 parleremo di queste cose qui. Questa però la devo troppo leggere. Abbiamo una notizia, esatto. Siete stonati, rissa alla festa, picchiato gruppo di musicisti rom. Questa se la leggeva Pierluigi Pellegrini stava qua 6 ore. Ma la leggerà. Sì, perché io sono stato vittima a casa mia proprio, non è un errore di ISO, canzone italiana, Zigari oggi Onlus. Esatto. 2 rom locali avrebbero insultato i fisarmonicisti domiciliati in un campo di Quarto Giaro a Milano durante un party di compleanno. 5 feriti, 33 identificati. Quindi attenzione, perché se qualcuno alla Presidenza della Repubblica del Consiglio ci sta ascoltando, noi non ce l'abbiamo, non sono stati pestati da cittadini gambolesi, sono di Gambolò, ma da altri rom locali che si sono incazzati perché questi ospiti, tra virgolette, del campo rom di Quarto Giaro a Milano, quindi amici di Pisapia, erano stonati. Perché noi ce l'abbiamo con quelli che sono stonati e cantano, cioè noi siamo stonati e non cantiamo. È bellissimo. Cioè, noi siamo per la musica. Una festa di compleanno organizzata dalla comunità rom di Gambolò, in provincia di Pavia. I partecipanti erano tutti cittadini romeni residenti in corso Umberto I, quindi sai anche perfettamente dove. Giovedì si è conclusa la maxi rissa che ha richiesto l'intervento sul posto di 6 pattuglie dei carabinieri e 2 della polizia. Secondo la prima ricostruzione sarebbe tutto nato dalle proteste piuttosto accese di 2 nomadi locali in evidente stato di ebbrezza, che avrebbero manifestato il loro disappunto per la scarsa prestazione di una band musicale di connazionali rom domiciliati a Quarto Giaro, Milano. Hai capito? Fantastico. Prendiamo 2 telefonate ancora insieme, Ale, certo. Poi ci saluti? Certo. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sì, buongiorno Marco. Niente, non posso dire per chi ho votato, certo, però... previso.
Sì, grazie. E niente, siccome ascolti sempre la Radio Padania e dice tante cose vere, ho votato quel partito, quel movimento che dice le cose vere. Bravo. Perché non posso dire il nome, grazie. Bravo. Quindi hai detto cose vere. Vedi, hai detto cose vere. Un uomo vero lui. Esatto, un circolo virtuoso. Lui è uno dei nostri conduttori diffusi, possiamo dirlo? Sì, perché abbiamo degli ospiti abbastanza fissi. Esatto, che sono i conduttori diffusi sul territorio volontari che chiamano più o meno 7, 8, 9 volte al giorno. Ai quali però chiediamo di chiamare una volta alla settimana, per favore. È una delle pochissime regolette in Radio Padania. Va bene. Pronto? E che faremo Pronto? rispettare. Eccoci, buongiorno. Pronto? Buongiorno, io parlo da Venezia, mi chiamo Mara. Lo scrutinatore che ti porta a firmare, che abita di fronte alla tua strada, è possibile trovarselo di fronte, che sa vita miracoli di tutti? Dentro la cabina l'ha seguito? No, seduto lì, lo scrutinatore che tu conosci perché abita di fronte a casa tua, è una cosa giusta? Gli scrutinatori devono abitare da qualche parte. Sì, ma sarebbe meglio se abitassero in un quartiere, una cosa un po' più lontana. Ma sarebbe un problema degli altri, signora, un cane che si morde la coda. Cioè, o facciamo dei condomini per gli scrutatori? No, bella idea. Timbrati. Marco, non essere ironico. Allora, volevo sapere se va tutto bene. Certo, per voi signora, va tutto anche bene. per me. Perché anche lei, signora, potrebbe fare la scrutatrice. Sarebbe cosa buona e giusta che tutti noi facessimo gli scrutatori, perché almeno poi non avremmo più neanche bisogno dei rappresentanti di lista. Esatto. Ti immagini? Esatto. Però no, sarebbero utili comunque i rappresentanti di lista, perché portano il bollone e siccome abbiamo detto che la gente decide negli ultimi 50 metri, vedono il bollone con il simbolo, con lo spadone, quindi magari qualcuno si convince. Magari. Comunque tu ci stai salutando, Ale? Vi saluto. E io ti lascio con una canzone appunto di saluto e dopo però ci torno io in compagnia con voi ancora per una ventina di minuti fino all'ultimo. Tu hai già votato? Diretto. Io ho già votato. Io vado a votare. Bravo Ale, vai a votare.
amici a casa, se come me vivete una crisi d'astinenza da elezioni che dura ormai da 1 anno e più o meno 3 mesi, anzi senza più o meno, esattamente 3 mesi, se come me per questa crisi che avete di astinenza da risultati elettorali vi siete appassionati delle elezioni greche, siete diventati esperti delle elezioni francesi, avete sfrugugliato gli exit poll di elezioni olandesi, avete guardato il referendum della Crimea, se anche voi non vedevate l'ora di avere dei risultati, arriva il primo risultato di una maratona elettorale ed è il risultato dell'affluenza. Affluenza intorno al 16% alle ore 12. Quindi affluenza alle ore 16, vedete, sono un po' in stato confusionale perché sapete com'è, è un'emozione ragazzi, oggi si vota in Italia, è una cosa incredibile, ci voleva proprio il Parlamento europeo per votare qualcosa, affluenza verso il 16% alle 12. Questo vuol dire qualcosa? 16%. Chi sono questo 16%? Questi mattinieri. Questi sono il 16%, io vi do la mia lettura. Secondo me sono quelli che sapevano cosa dovevano andare a votare, sono belli convinti da tempo, a prescindere di qua o di là, e sono andati a votare così. Saggiamente hanno tutta la giornata per fare quello che vogliono, e questi sono quelli però, attenzione, anche che sono solo convinti di quello che hanno votato, secondo me, ma sono anche di quella categoria di persone che non posticipa il dovere. Quindi, secondo me, anche questo può darvi un orientamento di chi potrebbe essere questo 16%. Certo, buttarla poi dalla psicologia alla politica non è sempre così immediato, però questo 16% è finalmente un dato, finalmente abbiamo un dato. Allora, io vi ricordo a tutti voi che 1. In tanti comuni, specie in quelli piccoli, oltre al seggio elettorale è aperto anche l'ufficio anagrafe elettorale insieme. Voi provate a chiedere, dopo aver votato chi volete voi, di firmare i 6 referendum. I 6 referendum non vi spiego ancora quali sono, però i 6 referendum forse potete riuscire a votarli anche oggi nei vostri comuni, altrimenti ci saranno di nuovo i gazebo la settimana prossima e saranno comunicati per tutta la settimana come consueto fare. Però se volete maggiori informazioni, se volete capirci di più, se avete domande, dubbi, angosce, perplessità, potete chiamare lo 02 66 234 234. 02 66 234 234 risponde a tutte le domande che avete di natura organizzativa, burocratica riguardanti e i referendum e anche la giornata del voto. Avete visto qualche irregolarità? C'è qualcosa che non vi torna? Avete bisogno di un accompagnamento al voto? Avete bisogno di qualsiasi tipo di informazione, come si vota, le preferenze, eccetera, eccetera, eccetera. Casi limite, segnalatele lo 0266 234 234 il numero verde della democrazia. E intanto prendiamo invece 2 telefonate che sono in attesa allo 0266 20 35 29, filo diretto, tema libero con voi fino all'1. Pronto? Pronto? Sì, Pronto? Ciao. Ciao, sono Gianni. Senti, volevo avere un vostro parere, ma secondo voi il fatto che la RAI trasmetta stamattina gli exit poll del voto in Olanda non è un'informazione faziosa? Guarda, questo. Le abbiamo detto ieri anche nella nostra diretta con Max Ferrari, che ci ha spiegato come quegli exit poll lì non sono mica gli unici exit poll che ci sono in Olanda, sono gli unici exit poll che ci sono in Olanda che piacciono alla RAI, e quindi facciamoci delle domande, diamoci delle risposte e soprattutto cambiamo canale al momento opportuno e non facciamoci venire il sangue amaro. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, ascolta, d'accordo sul discorso dei referendum eccetera, ma siete così convinti che se non fosse stato obbligatorio, visto che non c'è un altro modo di esprimere che viene accettato, ok, il voto, che la gente effettivamente sarebbe andata a votare? Perché per me, ad esempio, e per tanta altra gente che conosco, ci fosse stata la possibilità di dichiarare nessuno dei partiti che ci sono in questo momento degni del nostro voto, del voto degli italiani, avremmo anche fatto meno da andare a votare. Questo adesso nelle elezioni passate e in quelle future. Lei quindi intende astenersi, immagino? No, io intendo che andrò lo stesso a votare, darò il voto ancora
No, non dica chi. Non si astiene. Mi lasci dire, ha un'ideologia e non ha un'idea. Ecco. Ok? Non mi sbilancio. Ecco, bravo, grazie. So quali sono le regole Grazie. e le rispetto. Però se facessimo la stessa cosa che i politici hanno voluto fare con il referendum, vale a dire il 50% più uno degli aventi diritto, altrimenti tutti a casa per 10 anni e non si possono più presentare. Lasciassimo liberi gli italiani di esprimersi in questa maniera qui, noi cambieremmo questo paese, ricordatevi, lo cambieremo veramente. Grazie, beh, poi sono opinioni, io la vedo in maniera diametralmente opposta, nel senso che io toglierei anche il 50% come quorum per il referendum, perché comunque soltanto esprimendosi si possono cambiare le cose. Questo fatto che un'astensione diventi diciamo motivo rivoluzionario, io ci credo poco, sinceramente. Poi possiamo parlare del fatto che votare è solo l'ultima delle azioni che una persona può fare per influenzare lo stato delle cose. Questo l'abbiamo detto tantissime volte. Io addirittura sono convinto che votare non sia neanche davvero la più importante, la più incisiva. Si vota tutti i giorni, ogni volta che si spende €1 per bere un caffè in un posto piuttosto che in un altro, si sta facendo qualcosa di molto di più di un voto, perché chiaramente influisce nella vita reale, nei bilanci, nella società, nel profilo stesso del quartiere in cui si vive, quindi questa è una riflessione che dovrebbe accompagnarci tutti i giorni. Poi è una riflessione secondo me abbastanza vera, facile da pensare, molto facile da dirvi in questo momento al microfono, molto difficile da attuare, perché poi nel tran tran quotidiano non è detto che uno riesca sempre a essere concentrato e a capire che ogni euro che spende vale quanto il voto che sta dando oggi. Questa è una cosa che ognuno deve provare a fare con se stesso, e non c'è radio che possa aiutarvi in questa partita quotidiana. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sono io, Marco? Sì, ciao, chi sei? Ciao, Raffaele da Mantova. Ciao Raffaele. Racconto il mio episodio curioso, sperando che non capiti ad altri. Se Vai. per caso faccio propaganda, mi blocchi, eccetera, eccetera. Tu cerca di non farla, eh? Come? Cerca di non farla. No, cerco di non farla, ma è soltanto un discorso generale. Ovviamente al segretario del partito, dove uno esprime, diciamo, la sua preferenza, associa tutte le battaglie che ha fatto questo segretario, no? Certo. Ecco, è come che dicessi fornaio e collego il pane. Certo. Per cui mi sono dovuto far cambiare la scheda, perché ho fatto un errore. A un certo punto dovevo mettere nelle preferenze un nome senza dire, tu capisci, Certo. capisci che è Ferrero. Cosa sono andato a scrivere? Stavo scrivendo Fornero. Grazie, un sorriso, un bel sorriso alle 12:49 ci voleva proprio, grazie mille. Allora, qui si continua a parlare di questo oltre il 16%, non lo so, un paese normale dovrebbe dirti quant'è, non oltre il 16%, potrebbe essere il 50%, anche il 50% è oltre il 16%. Sentite dal tono della mia voce che sto leggermente incominciando ad andare in fregola, perché altro che la finale di Coppa dei Campioni, le elezioni scatenano veramente delle passioni incredibili. Chi ha la passione della politica lo sa, di qualunque colore, sa benissimo che oggi non è una giornata come le altre, e quindi chi gli sta vicino abbia pazienza, perché oggi veramente mi sa che non ci sono mogli, non ci sono famiglie, non c'è niente. Oggi c'è solo il risultato elettorale che verrà dato col contagocce durante una lunga notte, che però inizia ora con il appunto 16% di persone che sono già andate a votare. Io ripeto, questo 16% secondo me sono quelli che, se devono tagliare il prato la domenica, lo tagliano la mattina alle 9, non sono quelli come me che se devono tagliare il prato non lo tagliano la mattina, a volte lo tagliano neanche la sera, lo tagliano la settimana dopo. Io stamattina ho votato presto perché sapevo che dovevo raggiungervi qua, altrimenti io sono uno di quelli che alle 10:30 incomincia a buttare in aria la casa per trovare la tessera elettorale, quindi non
se temete che questa affluenza sia bassa, non temete, perché purtroppo di gente come me è pieno questo paese in particolar modo, quindi, alcuni appunto fanno anche dei voti assennati stando alla linea editoriale di questa radio, quindi non temete. Prendiamo ancora le ultime 2 telefonate e poi chiudiamo questa diretta, ma ci risentiremo dalle 14 alle 15. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sono Maria da Bergamo. Ciao Maria. Senti un po', in casa mia c'è una piccola discussione. Sì. Ho una persona anziana qui che deve andare a votare oggi, sì. Va bene? Mi dice che vuol sapere se le 3 preferenze sono obbligatorie. No. Appunto, loro non ragione, anch'io poverina, ma lei preferisce sentirlo alla radio, sì, forse non dopo c'è ci problema. crede. No. Ecco, allora io ho spiegato di fare il segno sul segno che preferisci. Esatto. Senza preferenze, fai come, sei tranquilla e dai il voto a chi vuoi darlo. Esatto. Va bene? Esatto, ecco, speriamo che abbia capito adesso. Sì, avrà capito sicuramente, Grazie mille e tanti saluti anche a tutti coloro che chissà quante volte hanno votato, perché in Italia si vota, diciamo, dal 48, adesso non vorrei dire una scempiaggine, quindi chissà quanti magari sono all'ascolto e hanno votato la prima volta nel 48 e da lì eccoli qua nel 2014 ancora davanti alla scheda elettorale, ancora a dare il loro voto da una parte o dall'altra, ma sempre con la prospettiva di regalare, in questo caso ai nipoti, a chi viene dopo, un paese degno di essere un posto dove vivere, insomma. Vediamo un po' di prendere un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Dunque io torno adesso dal seggio, che sono rappresentante di lista. Ma raccomandi, niente propaganda, eh? No. Brava. Sono lì cioè ho guardato le percentuali lì del seggio della scuola dove sono io lì a fare rappresentante. Beh, hanno raggiunto quasi alcune sezioni il 21, altri il 19, cioè il 16 cos'è? È una cosa nazionale. Allora, è come si dice, un dato nazionale questo 16%, adesso ci arriva per SMS addirittura la percentuale del seggio di via Galvani a Milano. Io ringrazio questo anonimo amico che appunto dà un'altra pillolina alla nostra fame di elezione, dice che lì è il 20%. Ora non prendete il seggio di via Galvani a Milano come esempio di tutto il nord, però il fatto che sia 4% in più è probabile, chi lo sa. Ci sono varie cose che influiscono sul primo dato. Io ho sempre pensato, ma piace pensarlo a me, mi diverte pensarlo e non ha una base scientifica, sempre che quello che dicono altri studiosi ce l'abbiano, è che quelli che votano al mattino sanno cosa devono votare e poi appartengono alla categoria di quelli che non rimandano le cose che ci sono da fare. Quindi la prima e la seconda categoria sono molto trasversali, però non è detto che, come si dice, cioè sono comunque categorie che magari propendono più per una forza che per l'altra. Comunque sia, si vota fino alle 23, quindi abbiamo finalmente un dato su cui ponzare, non è un dato altissimo, non è un dato bassissimo, ma è l'affluenza delle 12, che è proprio, se dobbiamo fare una similitudine col calcio, è quando vengono rese note le probabili formazioni, quindi c'è il collegamento e il numero dei biglietti venduti appena aperte le biglietterie, quindi è ancora presto per vedere in campo le squadre, perché arrivi l'arbitro, perché ci siano, figurarci, anche le curve che riempiono. Ancora l'inizio della partita, sono arrivati giusto gli ultra che stanno mettendo gli striscioni, questo 16% di qua e di là, qualcuno che non vuole perdersi il suo posto numerato è già seduto in gradinata col panino, e quindi la notte sarà lunga, la partita inizia alle 11 e noi la seguiremo veramente fino al 90° e oltre, anche qualora ci fossero calci di rigore, noi li seguiremo qui da Radio Padania e saremo un solo cuore con voi ascoltatori questa giornata che vivremo insieme. Intanto questa mattinata comunque in diretta su Radio Padania sta raggiungendo i suoi ultimi minuti. Siamo alle 12.55, tanto vale prendere delle telefonate per liquidarle molto velocemente, tanto non disperate, oppure disperatevi a seconda che vi piaccia o meno, perché dalle 14 alle 15 torno in diretta io, Marco Pinti, ci sarà Giulio Carnelli in regia e cercheremo di vedere
tutte quelle cose che si possono fare di irrazionali per far arrivare un buon risultato alle elezioni, quindi la scaramanzia, tutte quelle cose che quei gesti rituali che fate quando volete che qualcosa vada bene, cercheremo di metterli tutti nello stesso calderone e vediamo di fare insomma una super come si dice, una super energia radiofonica da spandere nelle onde di questa giornata elettorale. Vediamo che cosa viene fuori. Varrà di tutto: amuleti, canzoni, abitudini, oggettini, testimonianze, aneddoti, varrà di tutto dalle 14 alle 15 a leggere